Di segretario della Camera Lavoro di Treviso vi saluto e ho il compito di coordinare gli interventi. Come prima cosa, ancora prima di introdurre la giornata, io darei la parola a Nicoletta Biancadi della CGIL di Rovigo per ricordare quanto è accaduto 2 giorni fa. Ricordo che Michele Stanghella, ragazzo di 19 anni, è morto sul suo posto di lavoro dopo che era stato assunto da un mese. Quindi do la parola a Nicoletta. Grazie Giacomo e grazie a tutti. Care compagne e cari compagni, buongiorno a tutti. Mi è stato affidato l'onore e anche l'onere di aprire questa giornata e voglio farlo ricordando la memoria di Michele, spero di farcela. Un ragazzo di soli 19 anni, morto di lavoro l'altro ieri presso un'azienda del mio Polesine. Ho incontrato il papà, una persona distrutta dal dolore, molto dignitosa e umile. Cosa puoi dire a una famiglia che ha perso un figlio così? Vi faccio le condoglianze, vi sono vicina, mi rendo disponibile a seguirvi in tutto e per tutto il percorso burocratico, assistenziale, previdenziale e legale del quale avrete bisogno. Può essere sufficiente? No, non lo è, perché io, anzi noi in quel momento, rappresentiamo una grande organizzazione sindacale, la CGIL. Dobbiamo interrogarci e fare di più, da subito, concretamente, sul territorio. Michele era un ragazzo vivace, intelligente, non aveva solo voglia di studiare. E appena abbandonati gli studi era entrato nella scuola edile di Stanghella, frequentandola per ben 3 anni, impegnandosi proficuamente ad apprendere un mestiere e tutte le norme che attengono alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come ci ha testimoniato con grande commozione il direttore della scuola stessa. Poi il colpaccio, l'opportunità di avere finalmente un lavoro, un contratto di apprendistato. Un mese dopo, la fine dei sogni di un ragazzo, la fine di una vita. Perché nel 2017 non possono esserci dei vuoti legislativi a giustificare una morte sul lavoro? Le lavoratrici e i lavoratori si trovano davanti a molto di più. Atti di alcune istituzioni e leggi che di fatto non solo non lasciano vuoti, ma denunciate perché peggiorano la situazione di chi lavora. In tanti, troppi luoghi dello stivale, dai cantieri alle industrie, dall'agricoltura alla logistica, al commercio e alla distribuzione alimentare, i lavoratori vivono sempre più precarizzati, ricattati, costretti a subire scarsissime se non nulle protezioni, orari di lavoro da schiavismo, ambienti insalubri, inquinati, continui soprusi padronali. I ricatti, il precariato non sono figli di nessuno, non sono una calamità improvvisa, di sconosciute radici, sono il frutto di ben precise scelte degli ultimi 20 anni, di quella narrazione che ha guidato leggi, istituzioni, enti e tanto altro sulla bella flessibilità, sulla rigidità del mercato del lavoro, ostacolo alla prosperità, alla ricchezza della patria, sui troppi diritti da cancellare. La riflessione sul senso della morte da giovani è un esercizio che lasciamo e lascio ai preti e ai filosofi. Ritengo che la morte di un giovane di 19 anni sul posto di lavoro possa liberare altre energie, altre pulsioni, altri sentimenti, perché il problema che oggi ci troviamo ad affrontare è molto più grave di quella che di per sé è già tragedia. L'altra mattina Michele moriva, a 19 anni, sul posto di lavoro. Dobbiamo interrogarci come uomini, donne, padri, madri, come sindacalisti e lavoratori anche, sul perché di fronte a una situazione tanto drammatica, la logica della produzione abbia scavalcato la giusta indignazione. Dobbiamo interrogarci sul come e sul quando il paradigma sicurezza, utilizzato da troppo tempo, oramai, con fini e modalità diverse, abbia creato un connubio tra le politiche economiche e panorami culturali nel nostro tempo, nascondendo però di fatto un generale senso di insicurezza e precarietà diffuso. È nel nome della sicurezza che costruiamo muri tra i popoli e tra le culture. È nel nome della sicurezza che limitiamo la libertà di scelta e di parola. È per la nostra sicurezza che viene creata l'insicurezza. La sicurezza non è solo una mera percezione, è il fine ultimo di un percorso di recupero della dignità del lavoro dei lavoratori, della fierezza del senso di appartenenza ad un mondo del lavoro diverso, costruito attraverso la riscoperta dei valori universali del rispetto e della solidarietà.
Utilizzare lo strumento democratico del dialogo e della partecipazione attiva e responsabile, coinvolgendo tutti i cittadini, prima i cittadini che i lavoratori, per renderli protagonisti come soggetti attivi nella costruzione di un mondo nuovo, ma dal sapore antico. Eliminare gli steccati e le barriere che fratturano e dividono la nostra società. Rovesciare il paradosso della sicurezza che genera insicurezza. Indurre un nuovo moto di energia che travolga l'inerzia e l'indolenza di coloro che ormai, finalmente rassegnati, rinunciano ad esercitare il proprio diritto di voto e di rappresentanza attraverso una serie di attività ed iniziative costruite con un alfabeto a noi ben noto, ma purtroppo a volte che abbiamo dimenticato. Oggi siamo qui per lanciare una grande sfida al Paese dal titolo Liberare il lavoro con 2 sì. I 2 quesiti referendari sui voucher e gli appalti. Una sola strada, costruire nuovi diritti. Lo strumento è rappresentato dai referendum, ma il nostro progetto politico è la Carta dei diritti universali del lavoro. Vogliamo unificare il mondo del lavoro che è frammentato attraverso principi generali, norme di legge che diano efficacia generale alla contrattazione e codifichino democrazia e rappresentanza per tutti, e inoltre la riscrittura dei contratti di lavoro. Il lavoro va tutelato, va valorizzato nella sua funzione sociale oltre che economica. Valorizzare le competenze, le abilità, le professioni, perché le lavoratrici e i lavoratori non sono solo una parte del processo, ma i loro saperi, la loro creatività ne possono determinare la qualità. Oggi pomeriggio io rivedrò il papà di Michele. Vorrei che la dignità del lavoro fosse garantita preservando quei diritti fondamentali, riconosciuti senza distinzione a tutti i lavoratori perché inderogabili e quindi universali, anche attraverso l'innovazione degli strumenti contrattuali, che la sicurezza non fosse vista come un costo, un impedimento, che la formazione fosse considerata come un investimento, una crescita personale e professionale. Dobbiamo essere soggetti attivi, proporre e vigilare, ma soprattutto essere promotori di un cambiamento culturale. Difficile? Sì, tanto, ma è il nostro lavoro, il nostro agire, il nostro sentire, altrimenti cosa staremo a fare qui? A Michele e per tutti Michele. Grazie a Nicoletta. A questo punto iniziamo per Libera il lavoro con 2 sì, tutta un'altra Italia. Intanto benvenuti, chiaramente siamo orgogliosi di ospitare un appuntamento così importante per 2 motivi, perché vede la presenza di oltre 840 delegati del Veneto, e orgogliosi perché chiaramente ci permette di far partire ancora di più la campagna referendaria per quanto riguarda i nostri territori. Orgogliosi perché qui tra un po' avremo con noi il segretario generale Susanna Camusso che sta arrivando. Ringrazio chiaramente la CGIL Veneto per aver scelto la provincia di Treviso e Conegliano. Ringrazio anche il comune di Conegliano e il suo sindaco per il supporto logistico che ci ha dato. Io sono particolarmente contento di essere qui perché Piazza Cima e questo luogo è un luogo storico anche per il sindacato, in particolare per il sindacato trevigiano e della sinistra Piave. È un luogo storico anche perché è il luogo in cui ha operato e ha lavorato per molto tempo Renzo Donazzon. Renzo Donazzon sindacalista che purtroppo ci ha lasciato il 3 febbraio del 97, quindi siamo a 20 anni dalla sua morte. Molti lo conoscono qui dentro e lo dimostra anche l'applauso che avete appena fatto, altri non hanno potuto conoscerlo. È stato protagonista dei metalmeccanici di una stagione unitaria, è padre fondatore, tra i padri fondatori dell'EBAV, è stato segretario generale della CGIL Veneto tra il 1988 e il 1993 e poi è stato proprio qui a Conegliano segretario della Camera Lavoro di Conegliano fino purtroppo alla sua morte. Proprio per ricordarlo a 20 anni dalla sua morte abbiamo un piccolo contributo video che lo ricorda. That day is coming. All else are castles built in the air.
prendo onere e onore di dire che manca a tutti, ma manca a chi non anche a chi non l'ha conosciuto. E saluto con un caloroso abbraccio, anche se virtuale, la moglie che è qui in prima fila, Eddie. A questo punto iniziamo con la relazione. Do la parola alla segretaria generale della CGIL Veneto, Elena Di Gregorio. È un po' complicato, c'è un po' di emozione, scusatemi. Allora, care compagne e cari compagni, noi ogni giorno ci occupiamo di lavoro. Ci occupiamo di lavoratrici, di lavoratori, persone in carne ed ossa, dei loro problemi, ma mai ci abitueremo a una morte sul lavoro. Non possiamo abituarci e rassegnarci. E essere qui oggi, come diceva bene Nicoletta prima, essere qui oggi in tanti ha anche questo significato. Siete veramente tanti, guardate, visti da qui, siamo in tanti. E questo fa bene al cuore, fa bene alla nostra motivazione, fa bene alla CGIL, a quello che siamo. Noi abbiamo voluto questo appuntamento qui oggi assieme alla segretaria generale Susanna Camusso, che ci sta raggiungendo, per parlare dei nostri 2 referendum sul lavoro. Quella di oggi è solo una delle tante tappe di un percorso che in queste settimane abbiamo avviato in maniera diffusa in tutti i territori. Numerose sono state le iniziative che hanno coinvolto le Camere Lavoro, le categorie, che hanno coinvolto le delegate, che hanno coinvolto voi tutti, voi che siete la forza della CGIL. Siamo in campagna referendaria, sabato 11, in tante piazze, nella nostra città, in Veneto, così come in Italia, abbiamo ufficialmente e pubblicamente dato avvio alla campagna referendaria, ma la macchina organizzativa, come sappiamo, è avviata da tempo. E questo anche se non è ancora stata comunicata la data del referendum. Anche oggi, da questo palco, da questa iniziativa, chiediamo con forza al governo Gentiloni, come stiamo facendo ogni giorno, di fissare l'appuntamento elettorale il più presto possibile, senza perdere ulteriormente tempo, e di fissarlo assieme al voto amministrativo. Dall'11 gennaio, data in cui la Corte Costituzionale ha giudicato ammissibili 2 dei 3 referendum che abbiamo proposto, quello sui voucher e quello sul pieno ripristino della responsabilità solidale negli appalti, è già passato troppo tempo. Viene da pensare che dietro questo ritardo ci sia il timore del voto popolare, ed è una questione che attiene alla dimensione democratica del nostro Paese. Il prendere tempo, il non decidere la data del referendum, il parlare tanto in maniera scomposta di modifiche alla legge sui voucher o sugli appalti per evitare il referendum genera solo confusione, rischia di limitare la possibilità delle persone di essere informate in maniera adeguata e di poter scegliere con consapevolezza. Noi siamo da sempre rispettosi delle istituzioni, ma non possiamo sottovalutare e denunciare quello che si è mosso attorno al referendum della CGIL. A nostra memoria, infatti, non ricordiamo occasioni passate in cui vi sia stata una pressione di tale intensità sulla Corte Costituzionale e sul Paese, da parte del Governo e delle forze politiche. Si è arrivati persino a chiedere l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, in audizione, per sostenere la tesi della inammissibilità di tutti quanti i nostri quesiti. Non era mai successo e non possiamo non registrare un cambio di atteggiamento da parte del governo rispetto all'ultimo referendum, quello sulla riforma costituzionale, quando era lo stesso governo a promuovere la consultazione. Questa volta invece possiamo dire tranquillamente che si è fatto di tutto per evitare il pronunciamento popolare. Evidentemente si ha il timore di quello che potrebbe uscire dalle urne, si ha paura della volontà popolare. Il popolo è sovrano solo quando fa comodo. Ed sono significative le reazioni, quando la Corte Costituzionale non ha ammesso il referendum sull'articolo 18. Esultanza, come se fosse un giudizio di merito. No, era solo sull'ammissibilità. Non ha confermato la bontà e la qualità del Job Act. E se qualcuno pensa
appunto che noi molliamo la presa su questo si sbaglia. E dà l'idea anche di quanto, no? di quanta separatezza ci sia, dell'autoreferenzialità sulla chiusura e sulla distanza in questa fase storica che connota la politica rispetto al paese reale. Ed è miope e anche illusorio pensare di rispondere al disagio, alla sofferenza sociale, alla sfiducia così diffusa e all'evidente crisi di rappresentanza, che è uno dei problemi di questo nostro paese, con atteggiamenti di arroccamento e di chiusura. Non è chiudendosi nella difensiva che si risolvono i problemi e si preparano tempi migliori. Così non si fa altro che alimentare ulteriormente proprio quel sentimento di distacco e di sfiducia e consegnare tanti alle sirene dei populismi più o meno regressivi. Ma dobbiamo anche dirlo, l'abbiamo detto, che la sentenza della Corte non cambia il nostro percorso. Innanzitutto perché abbiamo tutta l'intenzione di continuare la battaglia per affermare un principio di civiltà giuridica e politica, contro la liberalizzazione dei licenziamenti illegittimi e la conseguente monetizzazione del lavoro. Ed è una battaglia, guardate, che non guarda al passato, è una battaglia che è rivolta proprio ai giovani, perché sono i giovani quelli che sono stati esclusi dall'applicazione dell'articolo 18 ed è per loro che abbiamo tutta l'intenzione di continuare la nostra iniziativa per ripristinare non quello che chiamano un totem ideologico, ma una cosa molto concreta, un deterrente, una sanzione, una tutela reale che dia loro una prospettiva di lavoro libero, non subalterno e non ricattabile. Noi contrasteremo in tutti i modi possibili la cultura dell'illegalità, l'estensione della logica del condono al lavoro. Parlando con i giornalisti in questi giorni faccio frequentemente questo esempio. È come quando uno costruisce una villa abusiva in riva al mare e anziché abbatterla, ripristinare la situazione precedente, arriva un condono, paga una sanzione e le cose vanno avanti così. È la stessa cosa applicata al lavoro. Il giudice dice che quel licenziamento è illegittimo e non si ripristina la situazione precedente, si paga una penale e si va avanti. È la mercificazione del lavoro. Chi può pagare si può permettere qualsiasi abuso. Rispetto a questo, no? Rispetto alla monetizzazione dei diritti e della dignità delle persone, noi continueremo a combattere, non possiamo mollare, non possiamo lasciare sole queste persone. E quindi la nostra iniziativa andrà avanti comunque, dalla contrattazione collettiva al contenzioso giudiziario. Solleveremo l'eccezione di legittimità costituzionale alla prima occasione utile di contenzioso. E poi non dimentichiamoci che c'è l'iniziativa legislativa, la nostra Carta dei diritti universali del lavoro, la nostra proposta di legge sulla quale abbiamo raccolto ben 1.300.000 firme, è la più firmata dalla storia della Repubblica e che abbiamo saputo proprio in questi giorni verrà messa in calendario, è stata messa in calendario per la discussione in Commissione Lavoro della Camera già dalla prossima settimana. E questa proposta di legge, come sapete, contiene tra le tante cose anche una nuova disciplina dei licenziamenti. Dicevo prima che il fatto che i referendum siano 2 e non 3, non toglie nulla, né riduce l'importanza e il senso della nostra sfida referendaria. Infatti, al di là dell'oggetto dei 2 quesiti, il significato, l'obiettivo e la valenza politica della nostra campagna elettorale sono molto più ampi e più generali. Chiediamo 2 sì per affermare un ripensamento complessivo e radicale delle condizioni e del diritto del lavoro in questo Paese. E questo ripensamento si chiama proprio Carta Universale dei diritti del lavoro. Chiediamo 2 sì per cambiare direzione, invertire quella tendenza che dura ormai da troppo tempo e che ha reso sempre più precario, più povero, più ricattabile, più frantumato il lavoro. E gli effetti di questa politica all'insegna della svalutazione competitiva del lavoro, del primato delle logiche del mercato, sono ormai davanti agli occhi di tutti. Sono aumentate le disuguaglianze, è salita a livelli intollerabili la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Si è impoverito lo Stato sociale ed è calata drammaticamente la dimensione, la qualità e la competitività del nostro apparato produttivo e industriale. È una realtà drammatica
Lo tocchiamo con mano anche nella nostra regione, che sta vivendo un cambiamento profondo, trasformandosi da locomotiva del Paese a regione attraversata da una profonda crisi sociale. Anche i dati ufficiali lo testimoniano. Il lavoro che manca per milioni di italiani, con la disoccupazione che è arrivata al 12% e quella giovanile che è tornata al 40%. Tanti giovani, in Veneto sono 10.000 che l'anno scorso sono stati costretti a migrare in assenza di lavoro, ma soprattutto in assenza di lavoro dignitoso. L'emergenza sociale della povertà, 4,6 milioni di italiani in condizione di povertà assoluta e ben 17,5 milioni di persone in stato di povertà relativa o a rischio esclusione sociale. Stiamo parlando di qualcosa come il 28,7% dell'intera popolazione, più di un quarto dei nostri cittadini. Anche questi, purtroppo, non sono opinioni, ma sono dati crudi. Ma anche il livello crescente delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza. In Italia i primi 7 miliardari, quindi 7 persone in carne ed ossa, in Italia, dicevo, possiedono il 30% della ricchezza della popolazione più povera, 20 milioni di persone. E il 20% della popolazione più ricca possiede ben il 70% della ricchezza nazionale. E guardando queste cifre, guardate, suonano veramente inaccettabili le resistenze dei tanti che ancora si scandalizzano e si indignano di fronte alla nostra proposta, la proposta della CGIL, di una patrimoniale sulle grandi ricchezze per finanziare un piano straordinario di investimenti pubblici per la creazione di lavoro per i giovani e le donne in questo Paese. Il vero scandalo non è la patrimoniale che proponiamo, è questa fotografia del Paese, il livello di evasione, di elusione fiscale, l'ingiustizia che aumenta e le tante persone che vivono in una condizione moralmente inaccettabile. Ma i dati che ho ricordato, relativi alla disoccupazione, povertà e disuguaglianze, ci riconducono inevitabilmente al tema del lavoro, alla sua quantità e qualità, al suo riconoscimento e valorizzazione, perché se manca il lavoro e se il poco lavoro che c'è è sempre più precario e povero, alla fine la società che ti trovi di fronte ha esattamente queste caratteristiche e queste drammatiche contraddizioni. Se non si rimette al centro l'obiettivo della piena e buona occupazione, della riduzione delle disuguaglianze e la questione sociale, se non si fa tutto questo, il Paese non uscirà mai dall'attuale condizione di crisi. E anzi, vedrà sempre più a rischio non solo la sua tenuta economica e sociale, ma anche e soprattutto la sua stessa tenuta democratica, come denunciamo da tempo. È questa la vera portata generale della sfida che abbiamo di fronte. Con i nostri 2 referendum noi offriamo a tutti una possibilità di riscatto e di cambiamento più complessivo, a cominciare evidentemente dai temi specifici che sono oggetto dei 2 quesiti. Temi che, guardate, non sono marginali e secondari, riguardano milioni di lavoratori e di lavoratrici anche nella nostra regione. Il tema degli appalti, delle esternalizzazioni, della progressiva frantumazione dei cicli produttivi, lo conosciamo fin troppo bene qui in Veneto. Negli ultimi anni lo abbiamo messo al centro della nostra iniziativa sindacale, un fenomeno che abbiamo visto esplodere, estendersi e caratterizzare sempre più in profondità e trasversalmente tutti i settori, tutti gli ambiti economici e produttivi. Una trasformazione strutturale della filiera produttiva, dei modelli organizzativi, delle condizioni salariali, normative e materiali delle tantissime lavoratrici e lavoratori. Un modello fondato su un deficit di innovazione e di investimenti che è stato scaricato sul lavoro, rendendone peggiori le condizioni, alla ricerca sempre più spregiudicata di massimizzazione dei profitti attraverso la comprensione dei costi e del costo del lavoro in primo luogo. E altrettanto non serve spendere molte parole per quanto riguarda il secondo referendum, quello sui voucher, che anche in Veneto hanno raggiunto livelli tra i più alti nel Paese. Abbiamo 17 milioni di voucher, siamo la seconda regione in Italia. La crescita dei voucher ha visto un'esplosione, siamo cresciuti di più del 9.000% in questi anni e questo deriva da una serie di interventi legislativi che hanno via via completamente liberalizzato e esteso questo strumento.
Uno strumento che è stato snaturato rispetto a quello che era la sua funzione originaria e oggi è diventato la forma più radicale di precarietà e di mercificazione del lavoro, in cui non hai diritti, non hai tutele, non hai coperture, non hai nemmeno un rapporto. Non sei più un soggetto, sei un oggetto, come ci diceva recentemente un cinquantenne voucherista che abbiamo incontrato. Molto intacca proprio l'identità della persona, la dignità della persona. Diceva, sono diventato un pezzo di carta che si compra dal tabaccaio come un pacchetto di sigarette. Esemplifica la perdita di dignità e di riconoscimento sociale del lavoro. In questi giorni se ne parla molto, ne parlano molto anche le associazioni datoriali scese in campo per difenderli. Dicono che il fenomeno è rilevante, ma già oggi riguarda più di 700.000 persone che lavorano a voucher nella nostra regione e la tendenza per il futuro è di continua crescita, che ne dica il governo che pensa di aver posto un freno con la segnalazione telematica. Dicono che riguarda soprattutto pensionati e studenti, ma se noi andiamo a vedere i dati INPS, queste categorie sono marginali. La stragrande maggioranza è rappresentata da lavoratrici e lavoratori con una media di età di 36 anni. Non certo studenti. A 36 anni è l'età in cui si dovrebbe avere ormai una stabilità lavorativa, pensare di poter mettere su famiglia se lo si desidera. Ma come si può guardare con fiducia al futuro se lavori a voucher? E poi ci vengono a dire che in Italia non si fanno figli, che le donne sono distratte o egoiste. Ma quali sono le condizioni in cui si vive e si lavora? Come si può pensare, no, di guardare al futuro? Ma quale idea di paese noi abbiamo rispetto a questo? Dicono che serve a far emergere il lavoro nero, mentre lo sappiamo bene che nei fatti è accaduto esattamente il contrario. Da strumento di emersione nelle intenzioni è diventato nella realtà un mezzo di sommersione e ora lo ammette anche l'INPS. Ma è evidente, se noi guardiamo il numero dei voucher per ogni lavoratore, in media all'anno percepiscono 60 voucher. È ridicolo, non si può vivere in queste condizioni, non è credibile. Ma lo sappiamo, ce lo dicono le lavoratrici e i lavoratori che si rivolgono a noi. Un voucher è dietro tanto, tanto, tanto nero. E d'altra parte basta guardare i numeri ufficiali. A fronte di questa escalation non corrisponde nessuna riduzione del lavoro nero, anzi, proprio recentemente l'Istat ci ha detto che l'economia informale sommersa sta ulteriormente crescendo. E poi ci raccontano che riguarda il lavoro occasionale, accessorio, ma in realtà i voucher stanno sostituendo il lavoro subordinato e contrattualizzato a tempo indeterminato o a termine. È questa la nuova condizione di lavoro. La logica che è passata è accontentati e ringrazia perché hai una possibilità di lavorare. È l'idea del lavoro pur che sia. Noi non neghiamo certo l'esistenza del lavoro occasionale, che c'è, è un dato di realtà, ma con la completa liberalizzazione dello strumento, i voucher non sono utilizzati per lavoro occasionale e non raccontateci per favore che servono, che il problema è quello di pagare i giardinieri, di pagare le babysitter, perché i voucher non sono utilizzati dalle famiglie, sono utilizzati dalle aziende in sostituzione di lavoro subordinato, di lavoro flessibile e strutturato, contrattualizzato. Oggi i voucher sono diventati nient'altro che uno strumento di dumping contrattuale nei confronti del lavoro regolare, una nuova forma estrema di lavoro precario, in aggiunta alle tante già esistenti. Questo è vero il problema, non certo quello del lavoro occasionale. Ed è proprio per questo che noi abbiamo una posizione chiara sui voucher. Da una parte un sì per cancellare le attuali norme sui voucher che hanno prodotto questa situazione e dall'altra, in positivo, è quella contenuta nella nostra proposta della Carta dei diritti, agli articoli 80 e 81, con una nuova e diversa disciplina del lavoro occasionale. Disciplina che noi vogliamo intanto che sia contrattualizzata, chiediamo che il lavoro occasionale abbia alle spalle un rapporto di lavoro. Vogliamo che siano limitati gli utilizzi, sia sulle figure di chi può utilizzarli, quindi studenti, pensionati, disoccupati, e che vengano utilizzati solo per piccoli lavori occasionali per un massimo di 2.500 euro. E vogliamo anche che venga responsabilizzato il pubblico, che ci sia quindi una forma di intermediazione per evitare gli abusi. Il ministro Poletti e altri dicono che vogliono intervenire, che vogliono modificare la legge, anche per evitare il referendum.
Il Parlamento vuole intervenire? Ben venga, benissimo, c'è la nostra proposta in campo. Quello che conta per noi è il merito. Se viene recepita la nostra proposta, noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che non è quello di andare a votare a tutti i conti, no, a tutti i costi, non siamo referendari a prescindere, ma è quello di modificare l'attuale legge, in piena coerenza con quanto abbiamo sostenuto sin dall'inizio. Abbiamo sempre detto che i referendum non sono un fine in sé, ma un mezzo, uno strumento per sostenere e rafforzare, affermare la nostra proposta complessiva di cambiamento, che è la Carta dei diritti universali del lavoro. Ma deve essere un cambiamento vero. Non risolve il problema se fanno qualche piccolo aggiustamento, qualche correttivo, come abbiamo sentito proporre anche da voci governative, perché sono ipotesi che non vogliono cogliere, non vogliono vedere la gravità dell'attuale deterioramento del mercato del lavoro, di cui i voucher sono solo la punta di un iceberg. E quindi è bene che noi teniamo il punto, anche perché in molti stanno cercando di sgonfiare i nostri referendum, di ridimensionare l'appuntamento elettorale. Allora noi dobbiamo stare in campo e un primo risultato importantissimo, e non era scontato, guardate, l'abbiamo già portato a casa. Siamo riusciti con la nostra iniziativa a riportare il lavoro al centro della discussione pubblica e dell'agenda politica del Paese. Dopo anni di discussione, tutte improntate alla presunta modernità della flessibilità, della marginalità e della subalternità del lavoro, finalmente si inizia a parlare del lavoro in altro modo, si inizia a parlare delle condizioni di lavoro delle persone in carne ed ossa. Siamo riusciti a far riemergere, dopo una lunga stagione molto ideologica, la realtà del lavoro e le condizioni materiali vere delle persone che lavorano, a partire dai giovani e dai tanti soggetti più deboli. Dobbiamo essere orgogliosi, come CGIL, di essere riusciti a rimettere al centro del dibattito pubblico e del confronto democratico questo tema e di averlo fatto a partire dal lavoro più debole e povero, quel lavoro che per tanto e troppo tempo è rimasto nascosto, invisibile, senza voce e senza volto, e che oggi, grazie alla nostra iniziativa, cominciano ad avere visibilità e forza. Dobbiamo essere orgogliosi del tanto lavoro fatto in questi mesi. Nell'autunno del 2015, ricordate, eravamo in piazza da soli contro il Job Act. Con CISL e UIL, ma in particolare con CISL, registravamo una forte divaricazione di giudizio politico. Eravamo nel pieno dell'attacco al ruolo delle parti sociali, alla funzione dei corpi intermedi e al ruolo del sindacato confederale. Avevamo tutti i contratti di lavoro da rinnovare e la centralità stessa del contratto nazionale veniva messa in discussione, non solo la Confindustria, con il tentativo di spostare al secondo livello anche la funzione redistributiva. Ma noi non ci siamo arresi. Siamo stati in campo con la nostra strategia e oggi possiamo dire che grazie alla nostra azione, alla nostra lotta e alla nostra determinazione il quadro è cambiato. Ci abbiamo creduto e abbiamo avuto la forza e la capacità di costringere anche le altre organizzazioni sindacali a condividere un percorso assieme. E cominciamo a portare a casa i primi importanti risultati. Abbiamo sbloccato la stagione dei rinnovi contrattuali con tanti e importanti contratti rinnovati. Certo, altri sono ancora aperti e lo scontro è duro, ma la strada è intrapresa. Abbiamo costruito assieme a CISL e UIL una proposta unitaria di riforma sulle relazioni industriali, fortemente improntata con il nostro pensiero e in questo modo, e abbiamo aperto tanti tavoli di confronto, bloccando in questo modo il tentativo del governo di intervenire per via legislativa sull'autonomia contrattuale delle parti. Dopo 8 anni di blocco è ripartito il confronto con il governo sui temi del pubblico impiego per il rinnovo dei contratti e la revisione della Brunetta e della buona scuola. E certo, non meno importante, il protocollo con il governo sulle pensioni. Tra l'altro è ripartito proprio questo martedì il tavolo di confronto sulla definizione dei decreti e sulla fase 2. Sono stati calendarizzati diversi appuntamenti. Sulle pensioni, lo sa il governo, lo sa la politica, così come lo sanno i nostri iscritti, c'è l'impegno fortissimo di tutta l'organizzazione e la determinazione a non mollare la presa. Ma accanto a questo lavoro unitario c'è la nostra iniziativa sulla Carta dei diritti universali e sui referendum, che ha consentito di riportare, come dicevo, il lavoro al centro.
Oggi, grazie alla nostra iniziativa, il Parlamento, i partiti, gli economisti sono costretti a fare i conti con i risultati fallimentari delle politiche economiche e del lavoro ed assistiamo ad un cambiamento di atteggiamento anche in una parte di chi in precedenza ha sostenuto la bontà del Job Act. Dicevo che dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto in questi mesi. Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili. Siamo stati grandi. Siamo grandi. Siamo oggi come oggi l'unica organizzazione che si occupa del lavoro, fragile, invisibile, e in questo modo viene anche smentito clamorosamente chi non ha perso occasione di accusarci di stare sempre solo da parte del lavoro cosiddetto garantito, tutelato. Non era vero allora così come non lo è vero oggi. Ed è paradossale che sia proprio chi ha destrutturato il lavoro in questi anni, con la nostra opposizione, che siano proprio loro a dire e ad accusarci di avere in mente un mondo del lavoro che non c'è più, di non guardare al futuro, di tenere la testa rivolta all'indietro. Noi guardiamo al futuro, abbiamo uno sguardo fermo sul futuro, in particolare su ciò che avverrà nei prossimi anni, di fronte alle grandissime trasformazioni, perché la digitalizzazione, la robotizzazione e l'automazione dei processi produttivi, se non governate e orientate in senso sociale, rischiano di cancellare milioni di posti di lavoro nei settori più diversi dell'industria e dei servizi. Ovviamente non è che pensiamo che ripristinando l'articolo 18 si possa affrontare questa sfida, una sfida di queste dimensioni. Ma la domanda che ci poniamo e che poniamo al Paese, al sistema imprenditoriale è questa. Possiamo pensare di affrontare la sfida del progresso tecnologico, della rivoluzione industriale, anche qui nel nostro Veneto, con i voucher, con lo sfruttamento degli appalti e più in generale con un modello di lavoro povero, precario e subalterno? Ecco, qui sta la differenza. Noi pensiamo di no e pensiamo che sia questa la sfida che noi abbiamo di fronte e non è certo una battaglia di retroguardia. È una sfida, evidentemente, questa che non si vince solo con una domenica elettorale, ma è una sfida che durerà anni, in cui bisogna avere la bussola e avere lo sguardo lungo. La prima tappa di questa sfida sono proprio i nostri 2 referendum, per quello che propongono, ma soprattutto per quello che rappresentano, in termini più generali. Noi chiediamo o no con i nostri 2 referendum, vogliamo proporre un netto miglioramento delle condizioni di lavoro più povero e distrutturato, ma anche una grande proposta, una grande occasione di cambiamento per affermare un modello di sviluppo più giusto, più inclusivo e più efficiente, che rimetta la persona che lavora al centro. Una società, una collettività non può essere piegata al mercato. Il proprio fine deve essere la qualità della vita e del lavoro delle persone. E allora la domanda che dobbiamo porre a chi ci attacca e denigra è questa. Le cose nel nostro Paese vanno bene? Le politiche finora seguite, le politiche liberiste, hanno risolto la crisi e migliorato le condizioni delle persone? Questo deve essere il metro di misura. È un messaggio quindi molto semplice. Se voi pensate che le cose in Italia vadano bene, allora i nostri referendum non vi riguardano. Se invece pensate che le cose così come sono oggi non vanno bene, che bisogna cambiarle, allora questa è un'occasione straordinaria per farlo. Andate a votare. 2 sì e convincete tutte le persone che conoscete, parenti, amici, colleghi a fare altrettanto. Il nostro manifesto recita 2 sì per liberare il lavoro e costruire un'altra Italia. E noi questo manifesto, il senso di questa battaglia, la dobbiamo portare casa per casa, strada per strada, azienda per azienda, come stiamo già facendo con le tante assemblee nei luoghi di lavoro, ma noi dobbiamo uscire fuori dai posti di lavoro perché la sfida, la partita si vince se si conquista il consenso della maggioranza degli italiani. Dicevo all'inizio che la nostra forza, la forza della CGIL, sono le tante e i tanti delegati, lavoratori e pensionati, attivisti, militanti, gli iscritti. Siete voi che siete qui oggi. Guardate, nessuna organizzazione ha oggi nel nostro Paese un'adesione così ampia, una capacità organizzata così capillare, così forte, ma anche così generosa. L'abbiamo visto con la raccolta firme, anche qui in Veneto, una regione non certo facile. La vostra generosità, il vostro impegno ci ha consentito di raggiungere un risultato prima inimmaginabile. Finito.
Dopo la fine. Ben arrivata la nostra segretaria generale. Concludo. Dicevo, la vostra generosità, il vostro impegno ci ha consentito di raggiungere un risultato prima inimmaginabile, di concretizzare una grande impresa. E adesso siamo in campo. Se il lavoro è tornato al centro del dibattito del Paese è proprio frutto delle scelte che abbiamo testardemente perseguito e di questo grande impegno di tutti noi. E dobbiamo riconoscercelo. Abbiamo avuto la capacità di ascoltare e raccogliere il forte bisogno di giustizia che c'è nel Paese. Siamo noi quelli che ancora rappresentano il lavoro più debole e povero. Siamo noi quelli che non ci siamo arresi, che abbiamo ancora la capacità di emozionarci ogni giorno e portiamo il peso delle sconfitte della crisi, ma anche delle risposte e del sostegno che riusciamo a dare. Noi, quelli che ci indigniamo, ma abbiamo anche la capacità di reagire e di lottare. Noi, che adesso siamo chiamati a un ulteriore sforzo, tutti per completare l'opera, perché noi siamo convinti che cambiare si può. 2 referendum, quindi, a sostegno di una grande proposta complessiva. 2 sì, per girare pagina e riaprire una prospettiva di cambiamento del lavoro e del Paese e contribuire in questo modo anche ad alimentare una nuova stagione di speranza collettiva contro il sentimento diffuso di solitudine, di sfiducia e di paura. 2 referendum che non sono della CGIL, guardate, ma che la CGIL offre a tutte le italiane e a tutti gli italiani come strumento, come occasione di coinvolgimento, di partecipazione, di protagonismo democratico per cambiare le cose. E in questo senso il nostro è un contributo anche per rilanciare la qualità della nostra democrazia, interpretando, al di là dello strumento e del terreno per noi inedito, la migliore tradizione della nostra storia, come è sempre stato per la CGIL, un grande soggetto di trasformazione sociale e di cambiamento positivo di questo Paese. A ciascuno di noi la consapevolezza, la responsabilità, il compito di contribuire direttamente a vincere questa sfida democratica, che è sicuramente difficile, non ce lo nascondiamo, ce lo siamo detti in tutte le occasioni, faticosa, ma anche bella, straordinaria e soprattutto è possibile. Oggi più di ieri e questo grazie al nostro lavoro. Dobbiamo crederci. Abbiamo già dato prova di essere in grado di grandi imprese. Se ci crediamo, se ci impegniamo con tutta la passione, l'intelligenza, l'energia di cui siamo capaci, anche qui oggi, il futuro del mondo del lavoro è tutt'altro che segnato e possiamo davvero cominciare a cambiare le cose assieme. Dobbiamo provarci fino in fondo. Lo dobbiamo, guardate, ai tanti, alle tante che guardano a noi con speranza e fiducia. Dipende da noi. Buon lavoro e buona campagna referendaria. Grazie Elena, dobbiamo crederci e noi ci crediamo. A questo punto entriamo nel vivo della mattinata con la parola ai protagonisti che sono, insomma, siete tutti voi, le RSU, i lavoratori. Prima di passare la parola agli interventi e alle testimonianze dal vivo, facciamo partire un contributo video della CGIL Veneto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Milan Peric e lavoro nel settore dei trasporti. Sono qui per raccontarvi la mia esperienza in una società appaltatrice nel sito in cui lavoro e voglio portarvi un po' quello che è la situazione degli appalti di fatto. Partirei dal presupposto che quando una persona cerca lavoro in un tempo di crisi come il nostro è disposta ad accettare qualsiasi offerta e qualsiasi compromesso. Quindi
realtà che ricorrono nel mondo degli appalti, quali stipendi a 60 giorni, ferie non pagate, malattia non pagata, contratti falsi part-time e inquadramenti a livello sbagliato. Questa è un po' la situazione, la realtà generale di questo sistema. Nel mondo degli appalti dunque ricorre il dumping contrattuale, quindi lo sfruttamento del lavoratore negli aspetti che riguardano la busta paga e il contratto di lavoro. Al termine di un appalto, in più, che cosa succede? Un lavoratore si trova a perdere gli scatti di anzianità, il TFR, spesso le mensilità, quindi si riparte con contratti di lavoro ex novo e spesso si perde anche il posto di lavoro. Questa è in sostanza la realtà degli appalti, una realtà studiata proprio sullo sfruttamento del lavoratore per abbattere i costi sulla forza lavoro. Abbiamo cominciato nel 2014 a lavorare con gli appalti ai posti italiani, con problemi anch'io personali grandi, con cose che non riusciamo a pagare né più né bollette né niente, non riusciamo a parlare bene con le aziende, purtroppo le aziende non ci danno nessun riscontro sul modo di comunicare, di cose, è molto difficile. Io sono qua da sola, i lavoratori non ci sono perché per diversi motivi mi sono messi in mezzo solo io. Le cose adesso vanno un po' ancora più sbagliate, ci sono stati anche, siamo in mezzo con l'ufficio avvertenze a vedere come sistemare il problema, ma il problema è veramente grande. 4 anni che siamo in lotta sindacale, oggi più o meno la roba è messa bene, però 3 anni fa si lavorava senza orari, il pagamento era 6 euro, straordinario, notturno, domenica, sabato, se lavoravo ogni giorno non c'era orario, ti chiamavano un'ora prima per andare al lavoro, si lavoravano, siamo arrivati a lavorare 21 ore di fila, da un venerdì mattina fino a un sabato mattina. Era una vita da schiavi. E i cambi delle cooperative che frequenza avevano? I cambi delle cooperative frequenza da un anno e mezzo. Cambiavano il nome, però cambiavano solo il nome. Dentro rimaneva tutto lo stesso. E l'anzianità, gli scatti? Non c'era passaggio di anzianità, tanto che oggi sono 6 anni che sono dentro lì e il mio livello, la mia anzianità è sempre quella la prima, diciamo, non è stato nessun scatto. Cosa pensi del mondo degli appalti? Io penso nel mondo degli appalti che la roba è messa male, che serve un cambiamento perché qualcuno deve avere la responsabilità sugli appalti, altrimenti era da togliere gli appalti e andare sotto le dita. Penso che non si può andare avanti in questo modo qua. Per quanto riguarda i committenti, secondo te c'è qualche colpa, responsabilità? I committenti sono quelli che comandano le cooperative, ma non solo nella mia, come vediamo in giro dappertutto è così. La cooperativa serve per manipolare le persone che lavorano dentro alla fine. Da circa 7 anni lavoro per una cooperativa e diciamo che nel giro di 6 anni ci sono stati ben 4 cambi d'appalto. Durante questi cambi d'appalto non ci venivano riconosciuti i diritti, come ad esempio la malattia, i livelli di inquadramento e la paga era conglobata e non ci veniva corrisposta la maggiorazione sulle ore di lavoro straordinario. In questi anni i miei colleghi erano molto sfiduciati, si era creata una brutta situazione molto tesa sul posto di lavoro, soprattutto fra colleghi. Insomma, il costo del lavoro era sempre più a ribasso. Quindi tutto ciò non portava a una crescita professionale ed economica dei lavoratori e non c'erano prospettive per il futuro. Poi però
Per fortuna, per un momento siamo riusciti tutti ad unirci e ad essere più come se c'è stato un risveglio nella coscienza di tutti i lavoratori e abbiamo fatto intervenire il sindacato nel nostro ambiente di lavoro e ottenendo così parte dei nostri diritti. Adesso con il referendum sui quesiti proposti dalla CGIL si spera di andare avanti, sicuramente sarà un passo in avanti, anche perché con la responsabilità sociale sicuramente c'è un controllo maggiore sulle aziende appaltatrici. Per quanto riguarda il servizio presso cui lavoro, il nostro cambio d'appalto ha comportato dei disagi più che sul piano economico, sul piano gestionale, anche sul piano psicologico. Occupandoci noi di soggetti deboli quali i bambini, ci siamo ritrovate a dover un po' ricominciare da capo o quantomeno a venir messe in discussione la nostra modalità di lavoro, sia nella riorganizzazione della giornata lavorativa, sia per quanto riguarda anche l'organizzazione del servizio, ovvero nella precedente cooperativa, per quanto ci potessero essere problemi di natura contrattuale, comunque venivano rispettate le condizioni legate ai rapporti numerici. Ci siamo ritrovati in questa situazione a dover far fronte a un carico di lavoro maggiore senza poter neanche discutere o comunque trovare poi nella norma regionale anche una sorta di scarsa conferma, in quanto la norma è a libera interpretazione o comunque non è chiara nella sua interpretazione. Quindi per quanto ci riguarda abbiamo dovuto anche affrontare un periodo di solidarietà, perché ritenevano appunto il numero delle lavoratrici in esubero per i loro standard lavorativi, e quindi è partito tutto un po' in salita. Chiaramente il pensiero di dover ogni 3 anni dover cambiare continuamente il soggetto appaltante, quindi il nostro datore di lavoro, questo comporta ovviamente uno stress, perché bisogna sempre ricontrattare un po' tutte le condizioni. Ci si ritrova sempre con un nuovo responsabile, un nuovo datore di lavoro, un nuovo soggetto che in qualche modo riorganizza l'attività lavorativa e non sempre tiene conto del lavoro pregresso. Quindi per quello che ci riguarda riteniamo che questa sia una pratica, per quanto ci abbia tutelato l'articolo 37 del nostro contratto, sia comunque una pratica che in qualche modo comporta un carico di stress che non fa bene a chi lavora nel nostro ambito. Come ti chiami? Io mi chiamo Tipalma Annunziata. Dove lavori, Annunziata? Facciamo smistamento frutta con una cooperativa in appalto. Benissimo. Da quanti anni? Sono 2 anni e 2 mesi. Che contratto vi viene applicato? Noi abbiamo il 6° livello, prendiamo 5,50 €, di cui comprende 13ª, 14ª, straordinari, 80 € di renzi, tutto in quei 5,50 €. Quindi avete il contratto merce logistica? Merce logistica, sì. Ok, quindi in sostanza non viene rispettato perché la paga non è quella lì? La paga non è quella. Quindi non avete nessun riconoscimento per straordinari, notturni, festivi? No, niente. Quante persone siete? Siamo all'incirca una 80. E tutti trattati allo stesso modo? Siamo tutti trattati allo stesso modo, ci sono le capolinee o comunque persone che prendono qualcosina in più. Senti, e a livello di rapporti umani, come venite trattati nel cantiere? Il rapporto umano ai nuovi è abbastanza duro. Noi che ci siamo lì da più tempo già va meglio, eppure se hanno qualcosa da dire ci trattano male, nel senso se non capiamo al primo colpo che è un continuo ehi o attaccamenti. Da parte del committente c'è qualche responsabilità secondo te? Lui è le capolinee e fa parlare loro. Ho capito. Cosa vorresti che cambiasse nel mondo degli appalti? Che viene applicata la logistica così com'è, nel senso le ore pagate per quelle che facciamo, con straordinari, 13ª e tutto il resto. Okay. Anche la sicurezza, lì dentro manca la sicurezza.
questo sistema, oltre a violare i diritti dei lavoratori e delle persone, violi la Costituzione stessa, in quanto il nostro Paese, la nostra Repubblica, non è fondata su questo tipo di lavoro. In tutto questo, il referendum proposto dalla CGIL è una possibilità concreta che abbiamo, votando sì, per cambiare tutte queste situazioni e questo sistema che oggigiorno sono veramente molto espansi nel nostro territorio. Quindi noi diffonderemo l'informazione per poter finalmente cambiare tutto questo. Quindi noi diciamo sì alla dignità, sì ai nostri diritti, sì alla responsabilità solidale, sì alla clausola sociale, sì noi possiamo, sì noi dobbiamo. Bene il contributo, penso che tra l'altro i volti a volte parlassero molto più delle parole. A questo punto do la parola a Michele De Rose, RSU Bauli della Fly CGIL. Vai Michele. Buongiorno a tutti, compagni e compagne. Buongiorno a Susanna Camussa. Io non vorrei parlare della mia esperienza come delegato, perché sì, ho cercato anch'io nella mia esperienza ormai decennale di fare qualcosa per i lavoratori che non erano direttamente miei colleghi, lavoratori che lavoravano negli appalti, lavoratori che lavoravano nella logistica dell'azienda dove io lavoravo e dove ancora lavoro. Anzi, più che parlare come delegato, io vorrei parlare come cittadino. E guardando queste storie mi sento veramente, purtroppo, un privilegiato. Sì, perché io ho un lavoro fisso da 16 anni, ho le ferie, ho le malattie pagate. Tutte queste cose, purtroppo, quando parlo con amici, conoscenti, persone che mi circondano, vengono visti come privilegi. E questa cosa a me francamente dà molto fastidio. Mi dispiace più che altro, mi dispiace tantissimo. Io ho iniziato a lavorare nei primi anni del 2000 e ho visto proprio la parabola della trasformazione del mondo del lavoro che mi circondava. Ho visto tutte queste riforme che decantavano la felicità, che doveva portare il progresso nell'Italia, che doveva rendere il mondo del lavoro meno rigido, più flessibile. Quante volte sento queste parole? Però mentre gli anni passavano, io crescevo come cittadino e vedevo però intorno a me che i diritti e la dignità di tante persone che mi circondavano decrescevano. Inizialmente nell'azienda da dove lavoro arrivarono anche lì le cooperative, gli appalti e bastava parlare un attimo con questi colleghi, questi ragazzi della mia età che però avevano un altro colore, erano di un'altra nazionalità, per capire subito che non erano lavoratori come me. Lavoravano di notte, pulivano le macchine, prendevano 600-700 euro per 8-9 ore di lavoro di notte e tante volte le rivedevo alle 10 di mattina di nuovo là a lavorare. Parlavo con le altre cooperative della logistica che man mano entravano mentre la mia azienda affittava rami d'azienda. Venni a sentire tantissime storie e capivo sempre di più che queste persone diventavano veramente cittadini di serie B. Sentivo anche storie di extracomunitari, cioè non nostri cittadini ma uomini come noi, che addirittura pagavano la cabina dove dormivano durante i fine settimana del camion per la ditta per cui lavoravano. Però, oltre alla mia azienda e nel mondo del lavoro, le cose fuori dai cancelli delle fabbriche non è che andassero molto meglio. Ho visto veramente tanti amici, tanti conoscenti, che nel corso di questi anni
hanno dovuto fare molte mansioni, molti piccoli lavoretti, come le chiamano, per arrivare a malapena a 800-900 euro. Ho conosciuto tantissime persone della mia età e non solo, che hanno lavorato per anni con contratti di mesi, anche di giorni, anche contratti a giorni. Ho visto e ho conosciuto tantissime persone che hanno lavorato con queste false e famose partite IVA. E naturalmente ho visto e ho conosciuto molte persone che continuano a lavorare col tradizionale lavoro nero. Bene, adesso, dopo questa parabola di progresso, se mi permettete la battuta, mancava il Job Act e la liberalizzazione dei voucher. Io mi ricordo la prima volta, circa 2 anni fa, quando ne vidi uno di questi voucher, fisicamente proprio, me lo mostrò un mio amico e io rimasi anche un po' impressionato dicendo ma è come uno scontrino, come una sorta di ricevuta del lotto. E gli dicevo a questo mio amico ma guarda come siamo caduti in basso come lavoro. Paradossalmente lui era contento perché aveva finalmente questi voucher che poteva cambiare a 7,50 euro. E per quanto io cercavo di spiegargli, guarda che questo non è lavoro, siamo caduti veramente in basso, lui purtroppo mi diceva io non ho altro. E dove lavorava? Non lavorava in una fabbrica, non lavorava in una cooperativa, non lavorava su un camion, lavorava come Pony Express. E proprio conoscendolo e facendogli ancora più domande su questo mondo di lavoro che io francamente non conoscevo, ho capito veramente che anche lì, anche il fattorino che ti porta la pizza su ordinazione, sono sottoposti veramente a turni massacranti, rischi di correre col motorino, lui ha fatto 2 volte l'incidente, tutto questo non per 7,50 euro, perché il voucher, mi spiegava, era solo 1/4 della paga che lui prendeva settimanalmente, perché il resto era pagato a nero. Poi giustamente, visto che era anche laureato, si era un po' rotto le scatole di fare questa vita per 8-9 mesi, ebbe la possibilità di entrare in un museo qua intorno. E come veniva pagato in questo museo? In voucher. Anche là. Mi ricordo che mentre discutavamo e facevo capire che c'erano anche altre possibilità di essere assunti, di rivolgersi al sindacato, lui questi miei discorsi li riportava ai suoi giovani colleghi, anch'essi laureati. E quando parlava così lo guardavano un po' di traverso. Qualcuno gli disse: ma tu sei comunista? Questa è la reazione che ebbe. Nel frattempo però, che venivano queste cose, sentivo in televisione questi ministri, questi economisti illuminati che dicevano che la riforma e le varie riforme dovevano portare appunto alla felicità individuale, dovevano far diventare tutti imprenditori di noi stessi. Sentivo che il voucher era una forma per contrastare il lavoro nero. Bene. Poi, quando spegnevo la televisione, vedevo e sentivo storie come la mia ragazza. La mia ragazza, dopo 3 anni di disoccupazione, trova finalmente un lavoretto in una pasticceria. E come veniva pagata? A nero, perché infatti il voucher era solo I voucher erano solo la maschera che il pasticcere, tra l'altro lui non la conosceva i voucher, mi dicevano, è stato il suo commercialista, ha detto guarda che invece di pagare così, invece di pagare a nero, puoi utilizzare questi voucher e tipo tu gli dai qualcosina ogni tanto e tutto siamo a posto, tanto controlli non ne vengono. Allora il pasticcere tutto contento ha detto sì, bella idea. E alla fine, su 5-6 mesi, 6 mesi se non ricordo, ho visto proprio i voucher l'altra volta, ha preso, se non ricordo male, 13 voucher da 75 euro l'uno, quindi su 5.000 e passa euro gli hanno pagato in voucher solo 800 euro, il resto nero.
E allora adesso noi siamo arrivati qua a questo importante appuntamento. Io sono contento, sono veramente contento, non lo dico perché sono qui davanti a Camusso o davanti a voi, che il sindacato di cui io faccio parte abbia finalmente lanciato pubblicamente, perché quotidianamente queste cose le facciamo noi, non è che non le facciamo, però pubblicamente ci voleva questa cosa, pubblicamente ci voleva uno scatto d'orgoglio. E il mio impegno sarà diffondere, non solo dove lavoro, presso i miei operai che rappresento, ma anche fuori, con i miei amici, gli altri giovani, l'idea che non siamo da soli contro il mondo. E soprattutto mi piacerebbe fargli capire, con questi due sì al referendum, che quelli che vedono come miei privilegi sono i loro diritti. Grazie. Grazie Michele davvero per la tua testimonianza, ringrazio il sindaco di Conegliano Floriano Zambon che è arrivato, ringrazio altri sindaci che sono presenti in platea e anche alcuni rappresentanti di alcune associazioni di categoria territoriale. Adesso continuiamo dando la parola a Celeste Bigoni, attivista dello SPI. Attivista. Ma intanto buongiorno a tutti, volevo ringraziare la CGIL, il Sindacato Pensionati che mi dà l'occasione di intervenire questa mattina di fronte ad una assemblea così autorevole e numerosa e vi confesso che nonostante le pluridecennali esperienza dal punto di vista sindacale comunque mette sempre un po' di, come si dice, di sano emozione. Oggi siamo qua perché apriamo, seppure è stato, come dire, la macchina organizzativa della CGIL non si è mai fermata da questo punto di vista, ma apriamo ufficialmente, abbiamo già fatto un ragionamento a Roma all'Eur alcune settimane fa, l'11 febbraio abbiamo cominciato a presidiare le prime fabbriche, le prime piazze e i primi mercati. Oggi siamo qua e seguiranno altre iniziative a livello locale nei prossimi giorni per aprire questa campagna referendaria che ci vede impegnati su questo punto di vista sui due referendum. Due referendum per i quali non è ancora stata fissata la data. Allora, mia mamma mi ha insegnato che l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino, eccetera, eccetera. È un'erba che non cresce. Però io credo che noi dobbiamo volere, non a nome nostro, ma anche a nome nostro, ma a nome dei milioni di cittadine, di cittadini e di persone che sono venuti a firmare i nostri banchetti, vogliamo la data del referendum. Perché ci è dovuta. Come dicevo, noi non ci siamo mai fermati. Nel 2016, faccio un excursus, anche lo SPI, qualcuno diceva ma voi siete pensionati, cosa c'entrate con questa cosa qua? Ovviamente noi siamo pensionati, prima di essere pensionati eravamo lavoratori attivi, siamo dentro la CGIL e credo che dove c'è qualcosa da fare per acquisire diritti, per tutelare i lavoratori e non lavoratori, le future generazioni, credo che la CGIL debba essere in prima linea e quindi anche il sindacato dei pensionati è pienamente dentro questo ragionamento. Ci siamo mobilitati già fin dall'inizio, già nel 2016 all'inizio, prima con le numerose assemblee fatte fra i pensionati per informare, per illustrarne la necessità, per illustrarne il valore e la portata dell'iniziativa che ci apprestavamo a fare. Assemblee nel corso delle quali le numerose partecipazioni sono emersi anche molti interventi a favore dell'iniziativa, qualche perplessità sull'uso dello strumento del referendum, probabilmente memori degli esiti non proprio incoraggianti delle precedenti esperienze. Ci siamo comunque poi molto impegnati nella raccolta delle firme. Per mesi abbiamo presidiato con banchetti e gazebo tutti i mercati e le piazze di città e paesi, anche i più piccoli. Possiamo senz'altro tranquillamente dire che non ne abbiamo perso uno, mettendo anche a frutto
La nostra, da pensionati, acquisita capacità di stare nel territorio, questo ci è dovuto grazie anche alle numerosissime permanenze che facciamo nelle sedi decentrate della CGIL. I risultati, quindi la raccolta delle firme che abbiamo raccolto sia a livello locale ma anche a livello nazionale, ci dicono comunque che c'è stato fatto un buon lavoro l'abbiamo fatto. Io credo che come pensionati abbiamo anche dimostrato una grande sensibilità e spirito confederale sui temi del lavoro e dei diritti. Siamo consapevoli della loro importanza perché i lavoratori senza i diritti sono, come è stato detto nei filmati, come è stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, sono ricattabili e deboli. E quando uno è disperato, c'è sempre qualcuno più disperato e che si inserisce dentro ad una spirale che porta alla guerra fra i poveri e i ricchi, fra i poveri, non fra i poveri ricchi che magari sarebbe così, una guerra fra poveri e con disponibilità anche da parte delle persone pur di avere piuttosto che niente il voucher e comunque avere una risposta, quindi disponibilità ad essere sfruttato da questo punto di vista. I diritti invece rendono il lavoro come un elemento di dignità e di realizzazione personale e sociale. Chi come pensionati ha lottato e si è battuto nel tempo per la loro conquista ne conosce il valore, mentre oggi invece ce li stanno sfilando, vanificando tanti sacrifici fatti. Peggio ancora se ciò avviene da chi pensavamo fosse più attento alle tematiche del lavoro. Probabilmente invece si prestava più attenzione alle problematiche dei Boy Scout. Abbiamo bisogno di lavoro buono come l'aria che respiriamo, per un presente ed un futuro migliore, lavoro buono e sicuro. Lo ricordava prima la Nicoletta ed era ricordato. L'altro ieri, ad 1 chilometro da casa mia, perché io abito nel comune dove è avvenuto l'incidente, un giovane ragazzo di 19 anni è morto al lavoro schiacciato da una lastra di marmo. Aveva appena conquistato un lavoro a tempo determinato. Non va bene. Non è questo che vogliamo, per nessuno ed in particolare per i giovani. Quel ragazzo poteva essere nostro figlio o nostro nipote. Fa bene lo SPIN a tenere a costruire alla faccia di chi vorrebbe mettere padri contro figli in uno scontro generazionale che porterebbe al peggioramento delle condizioni di entrambi e da sviluppare rapporti e relazioni, anzi vere e proprie collaborazioni con il mondo dei giovani, con gli studenti e con le tante iniziative e occasioni di confronto e di dibattito. Perché il passato è un'eredità importante e deve essere trasmessa ai giovani, che rappresentano il futuro. E tra i nostri compiti c'è anche questo. Dobbiamo, ma lo siamo, essere consapevoli che se la questione del lavoro giovanile non trova una sua soluzione e non viene affrontata per tentare di risolverla, ci stiamo avviando e ci avvieremo a creare una futura generazione di poveri, con tutto quello che ne consegue in termini di sviluppo, di benessere, di welfare, eccetera. La Carta dei diritti è quindi il nostro obiettivo strategico. I referendum sono uno strumento per aiutare a raggiungere quell'obiettivo, ma anche se una sentenza politica pilotata dal dottor Sottile, qualcuno forse non lo conoscerà, chi leggeva Fortebraccio forse lo conosce,
parlo di Giuliano Amato, ma anche con una sentenza politica che ci ha scippato uno dei 3 quesiti, dobbiamo lavorare per una buona riuscita degli altri 2, che sono di importanza fondamentale per migliorare le condizioni dei lavoratori e dei cittadini italiani. Grazie mille. Grazie Celeste, davvero. Penso che se useremo questi argomenti parlando con le persone convinceremo molte persone a votare 2 sì. Adesso do la parola a Fabio Querin, delegato Fincantieri della FIOM CGIL. Allora, intanto un saluto a tutte le compagne e a tutti i compagni che da tutto il Veneto sono venuti a questo dibattito. E ritengo un dibattito importante, proprio perché, come abbiamo detto, insomma, ognuno deve portare le proprie esperienze, perché devono essere condivise e questa condivisione poi deve diventare un mare di informazione che dobbiamo divulgare proprio per portare a casa il risultato e gli obiettivi sui referendum che ci siamo dati. Le modifiche legislative sulla questione degli appalti e ovviamente l'inserimento con la liberalizzazione dei voucher sono, come è stato detto, la punta di un iceberg. Un iceberg che in questi anni, appunto, governo su governo, tra un passaggio e l'altro nei governi che si sono succeduti, l'unico obiettivo era fare leggi contro il lavoro, contro i lavoratori. Proprio c'era un meccanismo e un'idea proprio che il lavoro deve essere cambiato e deve essere sottomesso e solo deve essere portato avanti le linee aziendali, le linee padronali. Col culmine proprio della Job Act, quella legge che ha cancellato quell'articolo 18 che era stata una grande conquista negli anni 70 dei lavoratori che ovviamente premettevano allo stesso livello, almeno nella Costituzione, insomma, il lavoro con il datore del lavoro. Quell'articolo 18 che noi tutti l'abbiamo conosciuto, noi nessuno credo che si sia mai trovato ad affrontare situazioni e fare l'attività sindacale senza l'articolo 18. Noi tutti abbiamo trovato, come si dice, la pappa pronta. E proprio per questo l'articolo 18 deve essere anche una di quelle cose che dobbiamo continuare anche se ne hanno cancellato nella nostra ovviamente battaglia referendaria. Quindi una battaglia che la CGIL deve continuare perché quello appunto è un cardine, una cosa importante. Su questa questione ovviamente anche, come dicevo prima, le leggi che sono state fatte in questi anni hanno cercato proprio di cancellare quindi la negazione e di riduzione di quello che sono i diritti dei lavoratori. Proprio c'è stato un piano, un progetto ideologico che metteva ovviamente al centro l'impresa e che ha cercato di cancellare i diritti dei lavoratori. Proprio per indebolire anche il sindacato, per indebolire quei lavoratori che senza articolo 18 hanno anche paura di coalizzarsi e decidere ovviamente di farsi una propria rappresentanza sindacale nel posto di lavoro, perché senza l'articolo 18 è più facile licenziare chiunque. E quindi proprio su una situazione così, insomma, io voglio portare quella che è la mia testimonianza. Da 20 anni faccio delegato in Fincantieri. E credo che negli ultimi 20 anni, proprio dentro quelle aziende, ma anche in tutto il Paese, insomma, la situazione dei lavoratori è peggiorata. Fincantieri è un'azienda pubblica, è un'azienda che fino a qualche anno fa ha avuto ovviamente una crisi profonda, che ha ovviamente portato a una situazione ovviamente di scarsità di lavoro, e questa scarsità di lavoro dentro Fincantieri ha fatto ovviamente un piano di ristrutturazione che ha cancellato tantissimi posti di lavoro, ovviamente con i diritti, cancellato i lavoratori, hanno diminuito gli organici dei lavoratori Fincantieri diretti. Un piano ovviamente di ristrutturazione che cercava e rischiava anche di far chiudere tanti cantieri in Italia, soprattutto i cantieri del meridione. Oggi ci troviamo in una situazione in cui invece c'è una forte ripresa, c'è una domanda di costruire navi da crociera straordinaria. Bono, l'amministratore delegato, in questi giorni ha comunicato che c'è un carico di lavoro preso e che anche ovviamente si sta sviluppando, che porterà lavoro fino al 2025 in tutti i cantieri. Cosa sta succedendo dentro i cantieri? Come ho detto prima, i lavoratori degli appalti sono aumentati perché ovviamente diminuendo i lavoratori di Fincantieri sono aumentati i lavoratori degli appalti. In cantiere, quando sono entrato 20 anni fa, c'erano 1600 lavoratori di Fincantieri. Oggi un cantiere che conta meno di 1000 dipendenti.
Dentro quel cantiere ci sono 3.000-3.500 lavoratori degli appalti suddivisi in una polverizzazione di quello che è appunto le aziende dentro a questi appalti, che ci sono circa 800-850 imprese che danno lavoro a questi lavoratori degli appalti. E come ho detto, un piano ovviamente che ci sono dentro 3.000-3.500 lavoratori degli appalti in un momento normale. Quando c'è il momento di picco, quando c'è la consegna della nave, si arriva anche a oltre 4.000 lavoratori. Lavoratori che sono e che lavorano in aziende con meno di 15 dipendenti. Dentro questi lavoratori ci sono tutte le razze, altro che la Torre di Babele, ci sono le navi di Babele, perché di dentro la cantieristica ci sono tutte ovviamente le nazionalità. E nazionalità di lavoratori che sono sempre più ricattati perché sono emigrati, sono lavoratori che vengono da tante parti del mondo e anche dai paesi dell'est. E ricattati, come si diceva, proprio anche perché c'è una legge che si chiama Bossi-Fini, che anche quella legge è una legge che andrebbe cancellata, perché anche questi lavoratori, che come diceva il compagno pensionato, quando c'è il lavoro cattivo scaccia quello buono, perché questo è sempre successo nella nostra storia che noi conosciamo. E cosa succede dentro la Fincantieri in questo sistema di appalti? C'è una situazione ovviamente che i tempi di consegna si stringono. E siccome i tempi di consegna si stringono perché così Fincantieri abbatte i costi e l'armatore ha la prima possibile la nave, quindi comincia ad avere ovviamente anche le entrate e ammortizzare l'investimento che ha fatto, perché una nave costa 600-650 milioni di euro, intanto per essere chiari. E sempre di più le navi vengono costruite sempre più grandi. Come dicevo, 20 anni fa le navi venivano costruite ed erano di 85.000 tonnellate. Oggi le navi dentro i cantieri si parla di 130-150.000 tonnellate, cioè navi gigantesche dove che appunto, come si diceva, i tempi addirittura sono diventati più stretti, quindi i lavoratori di appalti sono costretti a lavorare 10-12 ore al giorno, in una situazione appunto che lavorano 60-70 ore alla settimana, in una situazione in cui, come si diceva qui, si vedeva proprio quello che dicevano le compagne dei compagni di quello che è stato il video che abbiamo visto, che lo condivido tutto in pieno, perché quelle realtà di quei lavoratori li viviamo noi delegati dentro il cantiere tutti i giorni, lavoratori costretti a lavorare a 5, 6, 7 euro di retribuzione all'ora, con la paga globale, diciamo così, che ormai è diventata nero, che addirittura lavoratori si trovano nella busta paga a conti che non hanno mai ricevuto, ma perché siccome devono lavorare, devono accettare le condizioni, quegli acconti se li intasca il datore di lavoro. E ogni qualvolta c'è il cambio di appalti, come hanno detto appunto i compagni, fatalità, i nomi, i padroni restano sempre quelli, l'appalto cambia la società, i lavoratori non maturano mai diritti, non maturano mai niente. E quando dentro lì abbiamo cercato di sindacalizzare tante aziende, perché ci abbiamo cercato, abbiamo lottato, abbiamo provato a fare le RSU anche dentro gli appalti, e ogni qualvolta che ci riuscivi cambiava l'appalto e questi lavoratori venivano cacciati. Poi si parla di contratto a tempo indeterminato. Forse per qualcuno, per quelli della Fincantieri, potrà parlare di contratto a tempo indeterminato. Ma i lavoratori degli appalti non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato, perché ogni volta che c'è un cambio d'appalto, se cambia la gara, cambia anche ovviamente il contratto di quei lavoratori. E quindi, come si diceva prima, insomma, una situazione di ricatto, lavoratori che devono accettare qualsiasi condizione. E come ho spiegato prima, una situazione in cui le leggi, quello che è venuto avanti in questi anni, hanno portato ovviamente, come si può dire, una deriva liberista. Una deriva liberista che è partita da quello che si diceva, insomma, prima, insomma, come il caro Berlusconi, con quella vergognosa, ovviamente, modifica che ha fatto, cancellando, come si dice, la legge 1369, quella che è l'intermediazione in manodopera. Perché, come dicevo, dentro la Fincantieri gli appalti sono strutturali ormai. Una volta l'appalto veniva adoperato, come si dice, insomma, momenti di picco. Cioè c'era la necessità perché c'era un ritardo, serviva fare un intervento, si trovava una ditta appaltatrice, venivano dentro, stavano dentro qualche mese e se ne andavano. Come ho spiegato, se ci sono fissi 3.000-3.500 lavoratori vuol dire che le aziende, le leggi e i governi lasciano la possibilità che dentro le aziende ci sia l'appalto strutturale. Quindi quello che ha cancellato ovviamente l'intermediazione in manodopera è stato proprio il caro Berlusconi, in cui ci si troviamo a lavorare lavoratori di Fincantieri che, come spiegavo, sono restati 200 che lavorano in produzione, sui 1.000, 600 sono impiegati che controllano ovviamente gli appalti e qualcuno ovviamente che deve fare i servizi. In una situazione del genere in cui ci si trova a lavorare a fianco con i lavoratori degli appalti, cioè il lavoro che fa il saldatore in Fincantieri lo sta facendo a fianco il saldatore degli appalti, e questa è una cosa normale. Cancellando anche l'intermediazione in manodopera si è fatto in modo tale che si lavori insieme a condizioni diverse.
Lavoratori di Fincantieri che hanno una paga, lavoratori degli appalti che hanno una sottopaga, i lavoratori di Fincantieri che ancora hanno qualche diritto, mentre i lavoratori degli appalti non hanno diritto. E come dicevo prima, quando il lavoro buono, che il cattivo scaccia quello buono, non è che noi cerchiamo, come abbiamo sempre fatto in Fincantieri, di lottare per migliorare le condizioni degli appalti. Si rischia che siano i lavoratori degli appalti e le condizioni che sono stati loro obbligati a lavorare a trascinare giù anche i lavoratori di Fincantieri. Quindi questo è che bisogna fare, care compagne e cari compagni. Su una situazione del genere, che poi la Fincantieri, grande azienda che ormai è diventata una multinazionale, che sta anche cercando di acquisire, entrando in OPA, dentro ovviamente al chantier dell'Atlantique, tra poco Fincantieri dovrebbe diventare insomma, proprietaria, insomma, titolo a maggioranza insomma, anche dei cantieri francesi. E però i cantieri francesi, il sindacato francese, i lavoratori francesi hanno chiesto di incontrare il sindacato italiano, preoccupato proprio perché delle condizioni che pensano di esportare lì in Francia, perché lì in Francia e in Germania non si fanno le navi così, hanno ovviamente più rispetto dei lavoratori e del lavoro e gli orari vanno rispettati e hanno paura non della Fincantieri che possa diventare proprietaria, ma di quanto possa essere esportato questo modello che dell'Italia è una cosa vergognosa. E poi dicevo, tanto per chiudere, poi lasciamo la questione ai compagni, credo che sia giusto. Noi dobbiamo proprio moltiplicare gli sforzi, compagni e compagni, su questa situazione di referendum, proprio perché dobbiamo arrivare al quorum, perché senza quorum questi due ovviamente referendum, i referendum sociali che ha messo in campo la CGIL, perché la CGIL ha deciso di unire tutto il mondo del lavoro e credo che questo abbia dato atto alla CGIL. Perché come si dice ormai questo modello, il modello degli appalti, è uguale in tutte le aziende, e nel commercio, nei trasporti, nell'edilizia, questo modello ormai da tutte le parti e va estirpato. E bisogna decidere di estirparlo come? Intanto facendo la cosa importante, moltiplicando gli sforzi di tutti noi per cercare ovviamente di ottenere, come si diceva, il quorum, ma in modo tale anche che i referendum vadano portati avanti, che servono, come si dice, ad aprire la strada a quello che è il dibattito vero che noi chiediamo, quella che è la Carta dei diritti, che di mettere di nuovo sull'agenda politica la questione del lavoro e della dignità dei lavoratori nel posto di lavoro, proprio con la Carta dei diritti in cui vogliamo di nuovo riparlare del lavoro, rimettere dentro la legge, dentro il posto di lavoro, quello che è ovviamente la Carta della Costituzione che è stata cancellata appunto con i governi che si sono succeduti. Quindi come si dice, insomma, compagni, uniamo le forze alla lotta e un impegno per tutti. Grazie. Grazie Fabio. Adesso diamo la parola a una studentessa, Rachele Scarpa, coordinatrice regionale della Rete degli Studenti. Ciao, buongiorno a tutti, compagni e compagne. Io 5 anni fa, ringrazio la CGIL per l'occasione che mi dà di intervenire in questo spazio. 5 anni fa ho scelto di fare la Rete degli Studenti Medi, che è un sindacato studentesco. Ho scelto di farlo per molti motivi, ma credo che il più profondo e il più sincero sia il fatto che credo e aspiro a una società nella quale la conoscenza migliora la vita sociale, relazionale, lavorativa dell'uomo. Credo nella cultura come strumento di vita, come chiave per affrontare situazioni complesse sia personali che politiche. E ciò mi porta a dare un indirizzo molto preciso al mio impegno. Mi porta a cercare di lottare per un modello di istruzione pubblica che sia strumento di emancipazione e di autodeterminazione. Ciò che vedo, tuttavia, è un mondo dell'istruzione stanco, un mondo dell'istruzione logorato. Non è chiaro nel mondo dell'istruzione in questo momento un orizzonte. Per molti ragazzi è completamente assente uno sguardo sul mondo del lavoro e quindi uno sguardo sul futuro. Gli effetti si vedono nelle grandi e nelle piccole cose, in come le lezioni e i programmi vengono strutturati e portati avanti, nello stare statico delle lezioni, delle ore di lezione, nella loro apparente inutilità che poi porta anche molti ragazzi a scegliere, ad esempio, di non continuare il loro percorso di studi. A quanto pare scuola e università non preparano al lavoro.
nemmeno dopo tanti anni nei quali si riforma in continuazione il mondo dell'istruzione cercando di adattarlo alle esigenze delle imprese, e penso alla riforma Gelmini, ma penso anche all'alternanza scuola-lavoro obbligatoria. E se a questi provvedimenti, se a questi spazi si aggiunge il marasma di tirocini, di corsi di formazione e di tutti quei nuovi spazi che si stanno creando, si arriva a un momento in cui, senza nessun indirizzo politico, abbiamo una serie di sacche difficili da controllare, difficili da tutelare, nel quale si creano nuove categorie di giovani in formazione da cui le aziende attingono per trovare nuovi lavoratori, spesso soggetti a sfruttamento. E questo è il collegamento che cerchiamo tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro. Io non ne sono convinta, ma percepisco molta confusione attorno a me. Molte volte ho l'impressione che l'unica contaminazione possibile tra i due mondi sia concepita come unilaterale, cioè del mondo del lavoro verso il mondo della scuola, e mai viceversa. Molti credono che il problema stia nell'offerta della scuola, che non risponde in maniera adatta alla domanda del lavoro, e mai del mondo del lavoro che invece propone una domanda che è a scarso contenuto di conoscenza e di innovazione. Altri invece sostengono che la scuola debba rimanere pulita, ossia non sporcarsi le mani col mondo del lavoro, non intercettarlo in nessun modo. Io credo che entrambe le scelte siano sbagliate, ma credo che per andare in una direzione diversa, che sia di cambiamento reale, si debba cominciare a lavorare nel concreto, nel mondo della scuola, nel mondo dell'università e nel mondo del lavoro, ad attuare quei piccoli cambiamenti che in questo momento ancora rendono un desiderio irraggiungibile questo tipo di organicità nella società, tra sapere e lavoro, tra conoscenza e occupazione. Quindi voglio sicuramente lavorare affinché l'alternanza scuola-lavoro, che al momento è lo strumento più diretto di collegamento che abbiamo tra istruzione e lavoro, venga costruita sull'idea che l'apprendimento non vada settorializzato in una fase della vita preparatoria al lavoro, sull'idea che nella vita lo studio e l'aggiornamento debbano essere costanti. Voglio un'alternanza scuola-lavoro che permetta agli studenti di iniziare a lavorare senza avere l'impressione di fare un salto nel buio, ma invece con gli strumenti forniti dalla scuola, di una conoscenza vera dei diritti, delle loro tutele e le dinamiche di un posto di lavoro. Non posso comunque quindi accettare, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, che le aziende in cui i ragazzi vanno a praticarla vengano scelte a caso, in base ad accordi più o meno trasparenti che la scuola fa con l'azienda. Non posso più accettare percorsi che non siano formativi, non posso più accettare tutor e presidi impreparati e una progettazione nella quale gli studenti sono solo i destinatari e non i protagonisti attivi. Immagino poi un mondo dell'università nel quale il tirocinio è formativo veramente. Oggi spesso viene utilizzato in maniera distorta, vista la mancanza di norme, di tutele e di strumenti efficaci di monitoraggio e di tutoraggio. Un'università con un sistema di orientamento in entrata e in uscita, quindi un sistema di orientamento al lavoro sensato ed efficace, che guidi veramente i ragazzi attraverso questo passaggio molto difficile della vita. Il mondo del lavoro, poi, credo che sarà sempre ingessato se i giovani non possono accedervi, e questo è un problema reale. Perché i giovani fanno molta fatica ad accedere al mondo del lavoro, fanno fatica a innovarlo con le competenze che acquisiscono a scuola. E sarà sempre molto distante quell'ideale di equilibrio tra mondo dell'istruzione e del mondo del lavoro, se il mondo del lavoro rimane frammentato e mutevole, se rimane un luogo in cui nelle divisioni si perdono i diritti e nascono le disuguaglianze. Il mondo del lavoro oggi tocca noi giovani in continuazione, eppure sembra che non facciamo altro che subirlo. Esso influenza le nostre vite, influenza le nostre scelte. Scegliamo la scuola, la facoltà in base all'offerta lavorativa che crediamo di trovare. Spesso non in base alle nostre aspirazioni, ma convinti che forse scegliendo quella determinata facoltà non finiremo disoccupati o precari per sempre. La situazione di precarietà in cui molti giovani versano si pone a ostacolo alla loro indipendenza, al loro cercare una vita migliore altrove, ma anche al loro voler vivere nella città in cui sono nati, al loro voler diventare madri e padri.
La nostra aspirazione a questo punto è non subire più, è cercare un mondo del lavoro che sia ugualmente strumento di emancipazione e di autodeterminazione, esattamente come lo cerchiamo nell'ambito dell'istruzione, che non sia una scelta obbligata dalle condizioni economiche di partenza, che non sia una soluzione da affiancare agli studi per pagare gli studi stessi, ma sia un modo del lavoro che sia una scelta che facciamo davvero in quanto tale, frutto di un percorso e di una valutazione, fonte di appagamento, stabilità, certezze, possibilità di costruzione della propria vita. Stiamo forse chiedendo troppo? Questi referendum promossi dalla CGIL sono il primo passo in questa direzione. Per noi abolire i voucher significa rifiutare quella precarizzazione, quell'occultamento del lavoro in nero, quell'assenza di tutele e di sistemi assicurativi e pensionistici che noi giovani siamo i primi a subire. Questi referendum sono l'occasione per parlare ai giovani dei loro diritti e delle loro tutele, dei contratti, della loro realtà, della loro quotidianità, per avvicinarli a un mondo in cui sono veramente informati su quelle che sono le norme della sicurezza e su quelle che sono i trattamenti che possono o meno subire. La battaglia sugli appalti poi è una questione di giustizia e di dignità. È accettare di fare lo sforzo di guardare tutti quei lavoratori invisibili degli appalti e dire loro che hanno gli stessi diritti degli altri. E colgo l'occasione per esprimere la mia solidarietà ai lavoratori dell'Artoni che in questo momento vedono a rischio i loro posti di lavoro. Noi studenti ci siamo e saremo al fianco della CGIL in questa battaglia, ma pensiamo che il lavoro e la discussione sul lavoro vada spinta più a fondo. Pensiamo che ci siano molte domande che i nuovi orizzonti sociali, politici ci pongono davanti, economici anche. Penso che ci siano delle sfide che pone l'industria 4.0, delle sfide poste dalla digitalizzazione e dal progresso, e credo che sono domande che dovremo cominciare a farci a vicenda e insieme. Non sarà semplice, anzi è una discussione complessa della quale forse non conosciamo gli esiti, ma va portata avanti insieme alle piccole battaglie quotidiane, insieme al lavoro per combattere ciò che adesso ostacola la vera realizzazione del nostro ideale, ossia la disuguaglianza. Quindi buon lavoro, buona campagna e lavoro alla lotta. Grazie Rachele, se un pezzo di futuro è in mano a persone come queste siamo in buone mani, secondo me dobbiamo essere sempre di più. A questo punto do la parola a Francesco Campa della Filea CGIL. Care compagne e cari compagni, allora, perdonate la lettura, ma il tempo è tiranno, cerco di stare all'interno dei tempi andando a leggere e non andando a braccio. Allora, in questo particolare momento storico di profonda crisi economica, finanziaria e sociale che sta attraversando il nostro Paese, si avverte sempre più da parte dei cittadini un pessimismo e una disaffezione generale che conduce ad un'incapacità di identificarsi e riconoscersi in un partito, in una classe o in una istituzione. In questo contesto il sindacato, la CGIL, ha saputo rimanere in piedi e anzi ripartire con nuove iniziative, esplorare nuovi fronti che permettano di difendere quei diritti che oggi come non mai stanno subendo forti attacchi. Iniziative appunto come quella dei referendum di cui si parla oggi e soprattutto della Carta dei diritti universali. Particolare attenzione è rivolta da noi della Filea alla responsabilità in solido negli appalti. Lo testimonia il fatto che nell'ultimo rinnovo contrattuale edile siglato, la Filea, a seguito di una consultazione territoriale con tutti i lavoratori e in stretto contatto con la Confederazione CGIL, in direzione opposta a quanto la legge prevedeva, ha salvaguardato il diritto della responsabilità in solido tra committente e appaltatore, seppur a discapito di una parte dell'incremento salariale, sulla quale c'era già un'intesa con ANCE, la quale però dava per scontato che avessimo rinunciato senza problemi alla responsabilità in solido, la quale è strumento indispensabile per la salvaguardia di intere retribuzioni dirette e indirette dei lavoratori e elemento utile al fine della contrattazione. Consideriamo che quanto più coinvolto e responsabile è il committente, tanto più interessato sarà a far sì che nel cantiere o sito
la regolarità e la legalità siano principi ineludibili per il lavoro da svolgere. Quindi può voler dire più agibilità per instaurare una contrattazione di sito utile per rappresentare anche figure più deboli che altrimenti non si vedrebbero tutelare i propri diritti e spesso sono le più sfruttate perché oggetto di lavoro nero. Penso agli artigiani con la partita IVA, che sono figure sempre più presenti nei nostri cantieri, che ormai in termini numerici sono pari a quelli dei dipendenti del settore e che spesso sono ex lavoratori dipendenti costretti ad aprirsi la partita IVA per poter così eludere orari e diritti retributivi e contributivi che da dipendenti avevano riconosciuti per contratto. Non a caso introdurre una contrattazione di cantiere, punto fondamentale della nostra piattaforma dell'attuale rinnovo contrattuale nazionale edile. Sul tema della contrattazione di sito posso riportare l'esperienza della Fillea di Padova relativamente al cantiere dell'ospedale di Monselice. Questa contrattazione d'anticipo ci ha permesso di introdurre clausole che ci hanno consentito una presenza costante in cantiere e un'informazione puntuale su ogni assegnazione di appalti e subappalti. Questo ha reso possibile intercettare delle figure che altrimenti sarebbero rimaste invisibili ai nostri occhi. Non dobbiamo dimenticare quanto ancora c'è di irregolare nei cantieri, sia come lavoro nero o altri pseudo rapporti di lavoro. Inoltre la contrattazione d'anticipo permette sicuramente una più regolare trattativa per tutelare gli interessi collettivi e individuali. Pensiamo quanto utile ad esempio è poter introdurre un marcatore di ore in entrata e in uscita dal cantiere, permettendo così non solo di avere il numero esatto dei lavoratori all'interno del cantiere, ma anche le ore svolte ogni giorno, altro punto dolente che quotidianamente riscontriamo rilevando lo straordinario fatto non segnato e quindi non pagato come la legge prevede, o addirittura non pagato affatto. E se negli appalti spesso ci si trova di fronte a privazioni dei diritti dei lavoratori, come succede, in quanto ultimo gradino di una piramide dove al vertice si persegue una logica di assegnazione volta al massimo ribasso. Infatti se per vincere una gara un'impresa deve fare l'offerta più bassa, le voci a cui pensa per i tagli sono sicuramente il costo del lavoro, quindi salari, retribuzioni, e la sicurezza. Per questo il principio con cui si svolgono le gare di appalto non deve guardare a chi fa l'offerta più bassa, ma a chi fa un'offerta maggiormente vantaggiosa, che non vuol dire chi me fa manco, come diciamo qua, no? Ma a chi garantisce un lavoro migliore su tutti gli aspetti, qualità, sicurezza, regolarità retributive, regolarità contributive, e sono aspetti che chi assegna i lavori ed è a capo della piramide deve fare propri e quindi esserne responsabile in solido, soprattutto se questo è un ente pubblico. Anche sul tema dei voucher noi della Fillea poniamo particolare attenzione e guardiamo con forte preoccupazione. Per fare meglio comprendere come questo fenomeno sta coinvolgendo o meglio sconvolgendo il mercato del lavoro, ricordo solo alcuni numeri che prima anche Elena diceva bene. Nel 2016 sono stati utilizzati oltre 17 milioni di voucher nel Veneto, il 20% in più rispetto al 2015, con il coinvolgimento di oltre 200.000 destinatari. E, come diceva Elena, appunto, il Veneto è la seconda regione dopo la Lombardia in Italia per numero di voucher utilizzati. E dal 2008 sono oltre 400 milioni in Italia i voucher utilizzati. Questi dati sono preoccupanti in quanto manifestano come non solo il voucher non è più uno strumento per far emergere o combattere il lavoro nero, ma anzi è divenuto la forma non contrattuale volta a sostituire tante altre forme di assunzione, tra i quali contratti a tempo determinato e indeterminato. Cosa inaccettabile visto lo stato di precarietà che il lavoratore continua ad avere con una totale assenza di diritti contrattuali, tra i quali, faccio un esempio, equa contribuzione, ferie, malattia, lo dicevano bene i lavoratori prima nel video, festività, ammortizzatori sociali, oltre al fatto che mette in forte crisi la sostenibilità del sistema pensionistico, quindi dobbiamo stare uniti pensionati e lavoratori, quindi non cadere nella trappola della divisione, perché essendo basato sul principio della ripartizione, infatti, con un solo euro a voucher versato ai fini contributivi, non solo raggiungere la pensione per un lavoratore che lavora tutta la vita a voucher è impossibile, perché si sono stimati 126 anni circa di lavoro, ma è anche vero che è insostenibile il pagamento delle pensioni di oggi, in quanto ci sarebbe un forte sbilanciamento tra i contributi che si versano e le pensioni da erogare. E anche se è vero che il fenomeno ad oggi risulta limitato in edilizia, è pur sempre vero che il pericolo di una rapida diffusione anche nel nostro settore è, dal punto di vista sia geografico che numerico, quanto mai reale.
E voucher in edilizia vorrebbe dire invisibilità dei lavoratori agli occhi del sistema bilaterale, dal quale la nostra categoria non può prescindere. Questo significherebbe sfuggire a tutto un sistema di riconoscimento e tutela dei diritti e di controllo in tema di sicurezza, regolarità e legalità che quotidianamente casse edili e scuole edili mettono in atto. Pensiamo infatti alla possibilità di sfuggire alla formazione obbligatoria di 16 ore che la scuola edile fornisce agli operai prima di lavorare in un cantiere, all'elusione degli elementi retributivi e contributivi relativi gratifica natalizia, ferie, APE, che è l'anzianità professionale edile, che la cassa edile paga ai lavoratori attraverso un meccanismo di restituzione degli accantonamenti effettuati per ogni ora di lavoro tramite la busta paga. E ancora la mancata possibilità di accedere alle prestazioni individuali che la cassa edile riconosce ai lavoratori iscritti ad essa e soprattutto al forte depotenziamento che subirebbe il DURC, ossia quel documento rilasciato da cassa edile INPS INAIL alle imprese dove viene certificata la regolarità contributiva. Tutto ciò comporterebbe una crisi di sostenibilità del sistema bilaterale nel suo complesso, con inevitabili ricadute anche per la nostra capacità rappresentativa. Altro rischio in edilizia è che i voucher, con l'introduzione di voucher si porti dentro il principio che era tanto caro al governo precedente del minimo salariale, perché essendoci la paga oraria è facile fare 1+1. Credo sia chiaro che noi della Fillea riteniamo che introdurre solo qualche modifica come pensa di fare il governo non risolve proprio nulla. L'unica soluzione per i voucher è la loro eliminazione. Scriveva Bruno Trentin in Lavoro e Libertà. Grazie. Non si tratta soltanto di respingere con fermezza la filosofia che ispira i governi conservatori di tutto il mondo, e cioè quella dei due differenti mercati del lavoro e della creazione di uno spazio, di un ghetto senza diritti, nel quale rinchiudere milioni di lavoratori, soprattutto giovani, donne e immigrati. Si tratta di porsi con franchezza l'esigenza di superare il grave ritardo delle forze politiche riformatrici nel cogliere la portata delle trasformazioni in atto e nel costruire risposte capaci di abbattere il muro che tende a dividere i garantiti dai non garantiti. Era il 1994, ma queste parole mi sembrano quanto mai attuali e in linea con quanto oggi la CGIL sta mettendo in campo. Per tutte queste ragioni siamo d'accordo con l'iniziativa della CGIL e della Fillea e faremo di tutto per convincere non solo gli iscritti, ma anche parenti, amici, conoscenti a votare sì ai 2 referendum. Concludo, come hanno fatto anche i compagni prima, ricordando che solo se vinciamo portando 26 milioni di cittadini a votare, possiamo avere più forza per aprire un confronto serio col governo per affrontare i problemi reali del Paese, tra cui l'evasione e il lavoro nero. Vi ringrazio. Grazie Francesco. Prima è stata citata l'avvertenza Artoni, io ricordo anche l'avvertenza per quanto riguarda Treviso del CUP, dell'US 2, dove sono stati dichiarati 67 esuberi, un terzo rispetto alla situazione precedente. Sono persone che quando andiamo in ospedale per i trevigiani incontriamo ogni giorno e lunedì avremo un'iniziativa dalle 8 alle 10 proprio in ospedale. Ricordo anche che è in corso una manifestazione a tutela dei posti di lavoro per quanto riguarda i lavoratori di Veneto Strade e proprio su questo do la parola a Silvia Casarin, che è una lavoratrice di Veneto Strade della FILT CGIL. Buongiorno a tutti, mi chiamo Silvia e sono una lavoratrice di Veneto Strade. Veneto Strade, per chi non lo sapesse, è una società per azioni, di proprietà della Regione Veneto per il 30%, delle province per il 50%, che ha il compito di gestire la viabilità regionale, la manutenzione complessiva delle strade, la progettazione di nuove opere e la realizzazione delle stesse. Io sono ingegnere e lavoro proprio in questo settore di progettazione e realizzazione e direzione lavori. In questo preciso momento a Mestre, presso la sede amministrativa della società, si sta svolgendo l'assemblea dei soci e i miei colleghi, insieme alle organizzazioni sindacali, sono riuniti in un'assemblea di presidio per essere visibili, per essere facce, per essere corpi e non numeri, mentre si sta decidendo del nostro destino. L'azienda infatti ha proclamato lo stato di crisi e ha annunciato la messa in cassa integrazione straordinaria di 90 lavoratori dal 1° marzo ed un futuro azzeramento della propria attività.
Il problema è semplice ed è tristemente banale nella sua drammaticità. Lo Stato, il governo, non dà i soldi per la viabilità alle province. Le province, in particolare la provincia di Belluno, non sono più in grado di garantire di pagare il servizio. In altre regioni, dove si è presentato lo stesso problema di finanziamento delle manutenzioni stradali, il servizio pubblico di manutenzione è stato affidato ad appalti esterni. I lavoratori che prima erano a tempo indeterminato e con tutte le garanzie previste non hanno più il contratto di settore dei trasporti e lavorano per ditte appaltatrici senza i diritti e senza le garanzie di sicurezza previste per quei lavoratori. Questo potrebbe accadere anche in Veneto. Scendendo nel concreto, il costo del servizio di manutenzione per chilometro attualmente erogato da Veneto Strade in tutta la regione ha una portata economica completamente diversa da quella che potrebbe avere se fosse appaltato, con un considerevole aumento del costo per chilometro. Oggi a rischio non ci sono semplicemente i lavoratori della società, a rischio c'è la viabilità del Veneto, a rischio c'è la sicurezza dei cittadini che queste strade le percorrono tutti i giorni, a rischio c'è un diritto essenziale che riguarda la mobilità delle persone previsto dalla Costituzione italiana. La soluzione è semplice. Le istituzioni che per anni hanno voltato la testa dall'altra parte devono trovare le risorse per garantire questo diritto. Chiedo pertanto a questa Assemblea solidarietà per la nostra avvertenza e chiudo il mio intervento con una domanda alla quale ognuno dovrebbe provare a rispondere. Prendersi cura delle strade è un lavoro di interesse collettivo, perché ci impediscono di fare il nostro lavoro che non ha utili ma garantisce la sicurezza di tutti? Grazie per il sostegno, grazie CGIL. Grazie Silvia. Adesso diamo la parola velocemente a Rossana Carreddu, precaria Nidi CGIL. Care compagne e cari compagni, fino a pochi anni fa l'obiettivo dei giovani che per la prima volta si trovavano ad affrontare il mondo del lavoro era quello di trovare la sicurezza. La sicurezza di un posto di lavoro dignitoso che li potesse aiutare ad esprimere le loro capacità e il loro sapere nella e per la società. I loro genitori li hanno aiutati ad arrivare ad avere un titolo di studio che pareva indispensabile per avere un posto di lavoro. Purtroppo il programma del nostro legislatore era differente. Si è impegnato per rendere il mercato del lavoro più flessibile, con la promessa che ciò avrebbe favorito l'occupazione. Un'opportunità in più per i giovani, dissero, la possibilità di fare ciò che più vi piace, con la libertà di poter cambiare come si fa in tutto il resto d'Europa. Di fatto così non è stato. La flessibilità ha portato alla sostituzione del lavoro a tempo indeterminato con il lavoro precario. Questo doveva essere l'eccezione ed è invece diventato la regola, la normalità. Se non sei un precario suona quasi anacronistico e fuori luogo. Essere un giovane precario significa non avere un rapporto di lavoro duraturo, oltre che una mancanza di reddito e di condizioni di lavoro adeguate per poter pianificare la vita, oltre che professionale, anche personale. È stato tolto un diritto che la nostra Carta Costituzionale definisce fondamentale, il diritto al lavoro, considerato come il principale strumento per la realizzazione dell'individuo nella società e per l'affermazione della sua personalità. L'articolo 4 della Costituzione afferma che la Repubblica deve promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ciò significa che il legislatore dovrebbe adoperarsi affinché tutto questo sia garantito. Perché di diritto si parla? Di diritto a una fonte di sostentamento libera e dignitosa, che non dovrebbe permettere solamente di far fronte alle esigenze primarie, ma anche garantire un dignitoso tenore di vita per il lavoratore e per la sua famiglia. Tuttavia, i lavoratori precari, essendo una categoria tutto sommato recente, non trovano una tutela specifica all'interno della Carta Costituzionale, oltre che all'interno di una regolamentazione ordinaria. Il problema
è stato portato alla luce dalla nostra organizzazione, grazie all'incontro sempre più frequente con i precari, con le loro incertezze, insicurezze e con la loro mancanza di tutela. Da questo incontro è nata la Carta dei diritti universali del lavoro, che con l'articolo 1 garantisce tutela a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, siano essi titolari di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, pure se occasionali, nonché a prestazioni di lavoro in ragione di contratti di tipo associativo. Finalmente, la parola lavoro torna a essere fondamentale e centrale. Dobbiamo rendere la parola diritti universale ed esigibile da tutti, a prescindere dal contratto. Il referendum deve diventare terreno di discussione per arrivare alla regolamentazione di questi rapporti di lavoro. Deve diventare soprattutto il mezzo per portare alla discussione l'intera Carta dei diritti, per far sì che questa arrivi ad essere l'obiettivo di tutti i lavoratori, in quanto fortino di tutti quei diritti che finora sono stati negati. Grazie alla Carta dei diritti universali del lavoro, anche i precari potranno sperare di realizzare il sogno di vedersi riconosciuto il diritto ad avere un lavoro decente e dignitoso, condizioni di lavoro chiare e trasparenti, diritto ad un equo compenso e proporzionato e diritto a condizioni ambientali e lavorative sicure. Diritti che certamente sono stati spazzati via dal fenomeno che tranquillamente mi sento di definire il non plus ultra del precariato, gli ormai tristemente famosi voucher. Dai numeri presentati in relazione appare cristallino l'abuso di tale sistema di retribuzione, perché di questo si tratta, di un sistema di retribuzione e non di un rapporto di lavoro. Basti pensare al fenomeno che si è verificato nel nostro litorale la scorsa estate. Albergatori con più hotel hanno messo in atto una sorta di turnover dei lavoratori. Superato il limite economico in una struttura, il soggetto veniva trasferito in un'altra, e così per tutta la stagione. La stessa cosa si verifica nei grandi centri commerciali della provincia di Venezia, dove i lavoratori vengono assunti prima con un contratto di stage per la durata di 6 mesi, scaduto il termine dei 6 mesi vengono retribuiti a voucher, fino al raggiungimento del limite economico. Una volta superato il limite vengono spostati presso un altro esercizio commerciale per essere sottoposti da capo al medesimo trattamento. Tali pratiche negano di fatto ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, così come alle persone alle quali era stato garantito fino a quel momento almeno un contratto a termine, qualsiasi tipo di diritto e, la cosa più importante, la dignità di essere chiamato lavoratore e non merce che si può spostare da un luogo all'altro in base alle esigenze del committente. La flessibilità era stata venduta come baluardo di migliori trattamenti economici a fronte della disponibilità del lavoratore ad adeguarsi alle varie richieste del datore di lavoro. Ennesimo specchietto per le allodole. L'utilizzo dei voucher viene abusato anche in tal senso. Un lavoratore si è visto riconoscere una retribuzione netta di 5 euro per le ore effettivamente lavorate. Il calcolo del dovuto veniva diviso per 7,50 euro, ovvero il valore del voucher. Il risultato erano il numero dei voucher che veniva corrisposto al lavoratore. Alla richiesta più che legittima di spiegazioni circa le modalità di calcolo, la risposta è stata che la media della paga oraria netta dei colleghi dipendenti era di circa 5,50 euro. Pertanto lui, in quanto precario, non poteva pretendere una retribuzione oraria più alta. Se così fosse stato, avrebbe infatti creato malcontento tra i colleghi dipendenti. Da questo esempio si capisce come, anziché considerare la flessibilità qualcosa che vale di più, viene utilizzata come mezzo legittimo di discriminazione. L'attuale sistema voucher non garantisce diritti fondamentali, quei diritti che ormai eravamo portati a considerare intangibili da chiunque e che invece ci sono stati tolti senza troppi convenevoli. Diritto alla malattia, alla disoccupazione, al TFR, alla maternità ed a un compenso equo e dignitoso. Per questo vanno abrogati e il lavoro accessorio va contrattualizzato. Permettetemi ora una breve parentesi su un'altra forma di precariato estremo di cui si sta molto parlando in questi giorni, le gig economy, ovvero l'economia dei lavoretti, in particolare i cosiddetti rider o fattorini 2.0. Giovani ragazzi che per pochi euro, senza tutela alcuna e con il rischio di impresa,
salgono su un mezzo di trasporto di loro proprietà e sfrecciano tra il traffico delle nostre città per portare il cibo a domicilio. In Parlamento c'è una proposta di legge che obbligherebbe tutte le aziende di consegna a considerare questi ragazzi come dipendenti. Restiamo quindi in attesa dell'emendamento che andrà in votazione il 27 febbraio. Questo è il quadro desolante che ci si presenta e per questo dobbiamo cercare di fare qualcosa. Oggi i giovani precari si trovano a dover affrontare questa situazione di incertezza in completa solitudine, abbandonati dalle istituzioni che li hanno prima definiti bamboccioni, poi ciusi e per finire li hanno invitati ad abbandonare il loro paese in quanto non indispensabili e abbandonati dalla società che li perseguita con la frase «meglio questo di nulla». Nidil incontra ogni giorno questa realtà, questa sensazione di solitudine e di abbandono che permane attorno ai precari, siano essi giovani o meno. Si occupa di disoccupati, lavoratori autonomi, lavoratori a voucher, gig economy somministrati. Si impegna per poter dare ogni giorno le informazioni, le poche tutele previste e per poter restituire loro la fiducia. Noi del direttivo Nidil di Treviso cerchiamo di affiancare queste persone predisponendo una serie di progetti che riguardano la ricerca attiva di lavoro, la formazione con dei corsi gratuiti certificati sulla sicurezza e sulle forme contrattuali, la sindacalizzazione dei disoccupati, la tutela individuale, l'avvertenzialità, i lavoratori autonomi, i cosiddetti voucheristi e da ultimo i fattorini 2.0. Facciamo tutto questo perché crediamo nell'importanza di un mondo del lavoro che restituisca dignità e diritti ai propri lavoratori, perché attraverso il nostro impegno vogliamo creare unione e coesione tra i precari. Vogliamo accorciare le distanze tra la CGIL e i giovani e vogliamo fortemente perseguire il cambiamento che penso meritino tutti i lavoratori. Tra i lavoratori garantiti e quelli che non lo sono c'è un muro costituito dalla disparità di trattamento e di tutele che li divide. Questo muro, come tutti i muri, non dovrebbe esistere. Il referendum e la Carta dei diritti sono lo strumento per abbattere questo muro. Tutti dobbiamo sentirci impegnati in questa battaglia di civiltà, per noi, per i giovani e per la dignità del lavoro. Grazie Rossana. Siamo verso la fine e proprio per questo ringrazio comunque anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre che i nostri volontari del servizio dell'ordine, perché permettono lo svolgimento sereno di questa iniziativa. Do la parola a Marco Nicodemo, RSU del Comune di Portegruaro della Funzione Pubblica. Compagne e compagni, buongiorno. Mi chiamo Marco, sono un dipendente del Comune di Portegruaro e delegato RSU e quest'oggi vorrei fare una breve riflessione sui voucher e sul loro uso anche all'interno del mio ente. Oggi in Italia il lavoro sempre più povero e meno tutelato si chiama voucher e rappresenta l'ultima frontiera dell'attacco al contratto di lavoro. Basta un click e si compra la prestazione oraria di un lavoratore senza limiti settoriali né, di fatto, anche orari, dato che è impossibile verificare che il tempo lavorato sia effettivamente quello acquistato. Si scardina pertanto l'idea complessiva di regolazione dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, che si manifesta solitamente in un contratto. La crescita dei voucher però non è frutto del caso, ma è stata possibile, e qui sta la grande responsabilità della politica, da una serie di leggi che li hanno via via totalmente liberalizzati in tutti i settori, inclusa la pubblica amministrazione. Nello specifico, nella pubblica amministrazione, a mio modo di vedere, è stato poi l'incrocio di due elementi che ha determinato un vero e proprio boom dei buoni lavoro all'interno della stessa. Pensiamo al protrarsi pluriennale dei blocchi del turnover e soprattutto al progressivo processo di svilimento del lavoro e del lavoratore pubblico. Preoccupante, infatti, è il fatto che nella pubblica amministrazione l'utilizzo dei voucher intacca ormai diversi ambiti, anche non più residuali, della macchina amministrativa. Si passa da qualsiasi ufficio amministrativo alla mera attività di manutenzione del territorio, dando così il profondo segnale che aspetti come la professionalità, la competenza, ma soprattutto il segreto istruttorio ed ufficio possono passare tranquillamente in secondo piano.
Un esempio nel Veneto orientale, come dicevo, può essere compiuto dal mio ente, il Comune di Poltogruaro, che solo alla fine del 2015 ha investito una somma di quasi 74.000 euro per l'acquisto di voucher che sono ancora in corso di utilizzo, per ricoprire attività, per fare solo alcuni esempi, come la manutenzione del territorio, lo svolgimento di attività culturali e fieristiche, l'apertura della biblioteca o dell'ufficio turismo facendo uso di studenti e lo svolgimento di attività amministrative. Nel suo complesso, dal 2014 ad oggi, la mia amministrazione ha acquistato buoni voucher per quasi 135.000 euro. Una somma elevatissima per un comune di quasi 25.000 abitanti, ma anche un chiaro segnale del valore attribuito al lavoro pubblico dall'amministrazione comunale, che anziché sviluppare una diversa e lungimirante politica del personale, rattoppa le falle a discapito dei servizi e della cittadinanza attraverso questo strumento. Amministrazione, tra l'altro, che afferma che coloro che lavorano a voucher sono operatori più disponibili, più operosi e più capaci dei soggetti contrattualizzati. Personalmente credo che ormai sia arrivato il momento in cui non si debba più parlare di furbetti, ma quello in cui invece la politica e chi ci governa si vada ad occupare soprattutto ed anche di questi lavoratori senza tutele e senza diritti. Un paese evoluto come l'Italia non è tale se vengono a mancare quei diritti universali sanciti dalla Costituzione. È dovere pertanto della politica assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa che solo il lavoro può dare. Grazie. Grazie Marco, siamo all'ultimo intervento e do la parola a questo punto a Cosimo Adriano, lavoratore degli appalti dell'aeroporto di Venezia della FILT. Buongiorno compagni e compagni. Io sono un lavoratore che è impiegato da sempre nella logistica e si occupa di facchinaggio presso una cooperativa che gestisce un appalto di un grosso spedizionere presso l'aeroporto di Venezia Tessera. Nel corso degli anni e della mia vita lavorativa ho subito tutta una serie di cambi appalti e subappalti, diventando ora socio dipendente di una cooperativa, ora di un'altra, ma alla fine tutte queste cooperative erano figlie dei soliti manovratori. I padroni di consorzi fittizi, facendo capo a Gesconet, che lo ricordiamo ha evaso soldi pubblici destinati all'erario per 1.700.000.000 di euro in circa 10 anni. Nel 2014 le cronache dei giornali ci hanno palesato quello che si sapeva ormai da anni, l'illegalità nel mondo delle cooperative spurie, una zona di grigio che ammanta tutta la catena che, escludendo il committente, scarica i costi del personale e la competitività, facendo così un enorme dumping nel committente, nel mercato sull'anello più debole, i lavoratori. Io, per poter pagare le bollette e sopravvivere onestamente nel mio lavoro, sono stato costretto ad accettare delle condizioni contrattuali progressivamente sempre più penalizzanti. Di volta in volta lasciavo parti importanti del mio salario a ogni cambio appalto, per arricchire sempre di più il famigerato consorzio Gesconet che, oltre a non pagare le tasse, sottopagava anche noi lavoratori, non rispettando il contratto nazionale di settore, inventando continui stratagemmi per risparmiare sulle nostre spalle, già gravate da un lavoro pesante di suo. Nel nostro cantiere, tra i lavoratori, convivono delle realtà molto diverse per cultura, religione, lingua e cittadinanza, a volte di paesi addirittura extraeuropei. Va da sé che è molto difficile comunicare con tutti e far capire a tutti cosa vuol dire avere dei valori come legalità, difesa dei propri diritti, garanzia occupazionale in una sola parola, CGIL. Dopo l'ennesimo sopruso perpetrato con il solito cambio appalto fittizio per cercare di eludere ancora una volta le tasse e non pagare giustamente noi lavoratori,
abbiamo deciso di rivolgersi alla Filt CGIL di Venezia. Fin da subito ci ha assistiti e ha avuto la funzione di unirci ed amalgamarci tra i lavoratori, facendoci rendere conto delle violazioni che abbiamo subito per anni. Abbiamo così intrapreso un percorso lungo e tortuoso e dopo tante lotte sindacali siamo riusciti ad avere uno stato di normalità contrattuale per quello che si poteva fare sindacalmente e legalmente. Ho detto legalmente perché per recuperare i nostri TFR e gli arretrati di competenza maturati e non corrisposti come ore di straordinario, ancora non sempre si riesce a recuperare con la trattativa sindacale, ma bisogna affidarsi agli avvocati della CGIL. È stato sempre difficile recuperare i nostri diritti e i nostri soldi, ma da qualche anno a questa parte è diventato ancora più ostico. La normativa e le leggi partorite dagli ultimi governi hanno progressivamente sempre più allontanato la responsabilità solidale del committente, costringendo i lavoratori a inseguire le varie cooperative fantasma e i vari consorzi per mezza Italia, prima di arrivare a prendere il nostro salario fatto sparire nei vari cambi appalti. Non è sempre così fortunati e si riesce a prendere quello che ci spetta, ma con quelle leggi lo è di più. La cosa triste è che anche laddove un committente voglia pagare gli stipendi pregressi e le spettanze che la cooperativa uscente deve ai lavoratori che non ha pagato, deve inventarsi con le leggi attuali 1000 cavilli legali per dare sostenimento ai lavoratori che dopo l'ennesimo cambio appalto continuano a lavorare per lo stesso committente. Quello che vi ho appena raccontato è capitato a me dopo che il gruppo Gesco è scappato con la borsa. Con la nostra ultima mensilità abbiamo dovuto fare salti mortali nella nostra vertenza per farci anticipare uno stipendio che ingiustamente e bugiardamente la stessa Gesco ci impediva che ci venisse pagato perché diceva che lo avrebbe fatto lei, cosa ovviamente non è avvenuta ancora oggi. Infatti siamo ancora in causa con Gesco e con le sue cooperative per ottenere le nostre spettanze. Per questo motivo chiedo a voi tutti di votare sì ai referendum proposti dalla CGIL. Infatti, se venisse attuato quello che viene proposto, tutte quelle storie che vi ho raccontato non sarebbero mai accadute. Il committente potrebbe pagare direttamente i lavoratori e non ci sarebbero dei licenziamenti tra cambio appalto e cambio appalto, sotto ricatto e magari in questo settore che dà lavoro in Italia a più di 1 milione di lavoratori e lavoratrici. Ci sarebbe un po' più di legalità e giustizia, anche per i tanti giovani che vi lavorano. Grazie. Grazie Cosimo. A questo punto siamo alle conclusioni e non posso che dare la parola al nostro segretario generale Susanna Camusso. Care compagne e cari compagni, da che parte iniziare per raccontare il lavoro in questo nostro paese, in questa stagione è sempre difficile, allora uno si rifugia nella cosa più semplice per iniziare, che sono i numeri. Perché la giornata di ieri e dell'altro ieri abbiamo avuto il bilancio del 2016. I dati dell'insieme dell'anno e dei meravigliosi risultati che ovviamente ci sarebbero stati dati gli annunci che abbiamo tutti ascoltato giorno per giorno. E siamo di fronte a un bilancio che credo sia facile da fare. Dopo una fase di ascesa dei contratti a tempo indeterminato cominciano a scendere e comincia a risalire il contratto a tempo determinato, ma soprattutto il bilancio è alla fine di questo triennio 18 miliardi spesi, 86.000 posti di lavoro in più. Devo dire tra i posti di lavoro più cari della storia, neanche quando si dovevano fare degli impianti molto complessi si considerava in tali costi i singoli posti di lavoro. Colpiscono i commenti, io capisco che poi c'è chi sempre cerca di difendere la sua politica, ma tra i commenti che devo dire mi ha molto colpito c'è quello che dice
Ma i voucher sono saliti solo del 3,9%, cosa volete che sia? Già eravamo a 140 milioni, capisco che il 3,9% possa apparire un numero piccolo, ma forse qualcuno dovrebbe guardare le dimensioni. Perché dovrebbe guardarle? Perché quei lavoratori e lavoratrici che sono stati sottoposti al trattamento dei voucher compaiono tutti nelle statistiche del lavoro. Perché in quelle statistiche che danno questa visione così ottimistica del mondo e della crescita del tasso d'occupazione ci sono anche quelli che hanno lavorato un'ora, quelli che per caso magari gli hanno dato un pezzo di carta. E allora partiamo dal lavoro, perché credo che davvero il tema continui a essere quello del lavoro in questo Paese. Delle politiche sbagliate ne abbiamo parlato in tante occasioni, peraltro, come dire, basterebbe gli interventi che ci hanno accompagnato dal video, poi agli interventi di tutti loro, per elencare gli errori che si sono fatti. Chiamarli errori ovviamente è un eufemismo, ma insomma gli errori che sono stati fatti sulle varie leggi. Il tema è che bisognerebbe invece provare a parlare del futuro, è questo che noi stiamo provando a fare, non continuare a individuare, perché ormai lo sappiamo tutti a memoria che cosa è successo, provare a interrogarci su cosa possiamo fare dopo. Cosa possiamo fare dopo in attività sindacale, in attività legislativa, perché siamo promotori di una legge di iniziativa popolare, e anche il segno e il significato che diamo al referendum. E allora proverò a dire che cosa dobbiamo fare, ovviamente con l'idea che tutto quello che dobbiamo fare è costellato però da quotidiano ricordarsi che abbiamo iniziato una campagna referendaria, che quindi abbiamo iniziato una campagna che si chiama Porta a Porta, perché la campagna referendaria noi abbiamo una sola strada per riuscire a farla e vincerla, che è quella che è parlare con le persone. Se avevamo qualche dubbio, siamo in attesa della data, non abbiamo le trasmissioni televisive, non abbiamo il mondo che si agita per darci spazio, quindi siamo noi, i dirigenti, i militanti, gli iscritti, gli attivisti della CGIL e di tutte le organizzazioni con le quali costruiamo rapporti e iniziative, che devono fare la campagna elettorale. E allora, siccome vedo un numero che ogni tanto spaventa, 26 milioni, io capisco che se uno gli dici devi convincere 26 milioni di persone, a quello gli viene un coccolone, perché non se le riesce neanche fisicamente a immaginare. 26 milioni di persone, pigliate quel 26 milioni di persone che devono andare a votare e proporzionatelo sulle vostre realtà, sul vostro comune, sulla vostra provincia, e forse questa operazione riconduce a delle cose più normali. E bisogna fare quell'operazione che è provare a immaginarsi, come ha fatto l'RSU che prima è intervenuta, Di Bauli, e provare a immaginarsi chi frequentiamo quotidianamente, quali rapporti ci abbiamo, e scopriremo che in realtà incrociamo non solo la vita sindacale dei nostri luoghi di lavoro o dell'attività dei pensionati nelle leghe, incontriamo tante persone. E con queste persone bisogna parlare di futuro. Non a caso noi abbiamo detto tutta un'altra Italia, non di ciò che era, di ciò che noi vorremmo fosse, e lo vorremmo che fosse e diventi, anche per un'altra ragione, perché pensiamo che se non diventa così l'Italia continua a scendere una scala che non la porta da nessuna parte. E forse bisogna anche usare qualche tono un po' più netto. E allora parto dalla cosa che ci veniva detta da Rachele. Lei confessava, come dire, l'esistenza di una confusione intorno a noi, e in effetti, se ci pensate, è una descrizione assolutamente perfetta. Noi passiamo le nostre giornate a sentire questo straordinario appello: bisogna che la scuola formi le persone perché vadano direttamente al lavoro. Vorrei fare una domanda: la scuola dovrebbe impegnarsi a formare delle persone perché poi piglino un voucher? Vi sembra che questa sia la misura e la cifra dell'investimento? Allora bisognerebbe invece dire un'altra cosa: bisogna che la scuola e l'attività produttiva, in tutte le sue caratteristiche, si impegnino grandemente nella formazione, perché i processi di innovazione che avremo davanti richiedono la formazione permanente. Questa è la sfida che noi abbiamo davanti. Se non vogliamo, come dire, essere
anche a questo giro quelli che poi cercheranno di copiare ciò che viene fatto negli altri paesi. La sfida che abbiamo è la sfida della formazione permanente. Allora, perché sia una sfida della formazione permanente, cominciamo a dire una cosa, che bisogna alzare il tasso di istruzione. E invece di fare la buona scuola bisognerebbe allungare l'obbligo scolastico, perché se no stiamo a raccontare una bugia, cioè stiamo a raccontare che noi possiamo avere un tasso di istruzione bassa e dobbiamo occuparci della formazione permanente e della capacità di incrociare tutta l'innovazione. E che anche nei luoghi di lavoro, perché noi abbiamo un tema che riguarda oggi i luoghi di lavoro, la formazione, come diciamo nella Carta dei diritti universali, deve diventare un diritto delle persone, perché se no poi ci sarà il solito giochino, quello che dice ma non sono formati, quindi noi non possiamo innovare. No, potete innovare, dovete innovare e dovete farlo con un grande percorso di formazione. Dove ricostruisco la relazione tra la scuola, l'istruzione e la prospettiva? Beh, intanto forse anche facendo un'affermazione generale. Se noi continuiamo a pensare che il 40% di disoccupazione giovanile sia un tema delle statistiche e non la priorità della politica, anche tutto il resto, come dire, assume uno strano modo di essere. Ma diciamo che la strada è quella di costruire una relazione tra l'istruzione e i luoghi di lavoro. Lo è l'alternanza, dove a seconda della convenzione che fa la scuola puoi scoprire che uno che vorrebbe fare, che ne so, il perito elettronico piuttosto che l'ingegnere va a fare un turno di concierge di notte in un qualunque albergo. Se questa è l'alternanza scuola-lavoro, smettiamo di far perdere tempo ai ragazzi e anche alle aziende. Proviamo invece a interrogarci, questa è la cosa che noi vorremmo fare, su un'alternanza scuola-lavoro che sia straordinariamente seria, ma che abbia una relazione tra la necessità di incrociare la multidisciplinarietà degli studi e la possibilità di incrociare dei settori che abbiano una relazione con le cose che stanno facendo i ragazzi e le ragazze in quel settore. E proviamo ad immaginare, se alziamo il tono e la qualità della istruzione tecnica oltre che dell'istruzione liceale, e proviamo a dire che se noi costruiamo questo intreccio e lo costruiamo davvero, forse la formazione professionale intesa come luogo dove metto i ragazzi quando non so bene che cosa farne potrebbe scomparire dall'orizzonte, perché fa del male ai ragazzi e fa del male al nostro sistema. Possiamo dirci però che se vogliamo investire in questa cosa, io credo che noi dobbiamo investire in un processo di formazione consistente per chi è al lavoro oggi, e nella prospettiva di formazione permanente bisogna costruire un processo vero di alternanza scuola-lavoro per chi è nelle scuole. Per fare tutto ciò abbiamo un primo problemino: bisogna radicalmente cambiare la buona scuola e le modalità con cui è stata costruita, e bisogna, secondo, pensare che noi coinvolgiamo i giovani di questo Paese pensando che non diventano adulti a 45 anni, ma diventano adulti molto prima, e che perché possano essere adulti devono sapere che le cose che stanno facendo li portano verso un orizzonte che non è quello del speriamo che me la cavo, se no comunque mi manterranno i miei genitori. Perché se quella è la prospettiva diventa anche complicato chiedergli un investimento. E secondo noi abbiamo avuto una serie di ministri del lavoro che, come ci viene ricordato negli interventi, sono stati straordinari nell'incappare, come dire, in affermazione sui giovani che gli hanno portato un clamoroso successo dal punto di vista dell'audience, del dibattito, e li hanno definiti in tutti i modi. Io comincerei a chiamarli invece come dovrebbero essere chiamati, delle persone che aspirano a diventare adulte, ad avere un loro progetto di vita, una loro autonomia. Ma se hanno diritto e dovere di lavorare e contribuire rispetto a un loro progetto di vita, servirebbe una cosa banalissima: che possano trovare un luogo dove lo spendono quel progetto di vita. Attualmente hanno due alternative: una è far la valigia, l'altra invece è pensare che ci sono i lavoretti e che pur di avere qualche soldo tu fai qualunque cosa. Però allora io vorrei però capire perché noi investiamo come Paese delle straordinarie risorse per dire che bisogna formarli, poi ci inventiamo appunto la scuola, lavoro, la relazione, eccetera eccetera, e alla fine di tutto questo percorso gli diciamo: sai che c'è, fai la valigia e vai.
Capisco che siamo generosi nel confronto del mondo, ma forse siamo un po' tirchi con noi stessi, nel senso che continuiamo a costruire una modalità per cui finanziamo la capacità di ricerca e di innovazione del resto del mondo e andiamo indietro noi. Allora, se ci vuole però formazione, ci vuole capacità di rispondere ai temi dell'innovazione, ci vuole una prospettiva che è la digitalizzazione, ci vuole Industria 4.0, i titoli sono infiniti e allora ci vogliono dei rapporti di lavoro stabili, dentro i quali si può investire sul lavoro che fai e sulla formazione delle persone. Se tu investi solo sulla precarietà stai raccontando una gigantesca bugia. Non è vero che questo Paese avrà un orizzonte di crescita. Vale per i ragazzi, ma vale per coloro che sono già nei luoghi di lavoro. E questa è la grande bugia su cui si sono esercitati 20 anni di legislazione del lavoro, tutti costruiti a raccontare la flessibilità per praticare la precarietà, in una precarietà che poi lo vediamo concretamente, perché se tu guardi qual è la proporzione che c'è tra i lavoratori stabili e la crescita degli appalti, ti rendi conto che hai progressivamente investito sulla non formazione del lavoro. Non essendoci quell'investimento, poi non è che possono raccontarmi che non siamo competitivi perché abbiamo le rigidità del mercato del lavoro. Non siamo competitivi perché non abbiamo più un investimento di qualità e di formazione sulle attività produttive e non abbiamo più l'idea che il punto fondamentale che determina la qualità di un'attività produttiva non è come si presenta in televisione il manager di quell'azienda, è l'attività concreta che lavoratori e lavoratrici fanno quotidianamente dentro quel luogo di lavoro, e anche l'innovazione è in grande parte figlia innanzitutto di ciò che fanno i lavoratori e le lavoratrici in quel luogo di lavoro. Certo, se hanno una prospettiva che lavorano qualche ora con un voucher, forse il loro investimento non sarà grandissimo, ma vorrei anche vedere che pretendessimo che abbiano un grande investimento rispetto a quel lavoro. E allora, perché usiamo questi due esempi, i voucher e gli appalti? Potremmo usarne tanti altri, potremmo parlare delle partite IVA, potremmo parlare dei vincoli alla contrattazione, come dire, tali e tante leggi si sono stratificate erodendo diritti e cancellando conquiste che avremmo potuto, credo, fare 97 referendum, più o meno uno per articolo della Carta dei diritti universali del lavoro. Poi abbiamo pensato che forse non sarebbe stato proprio geniale dal punto di vista della risposta e della interlocuzione con i cittadini. Allora abbiamo scelto. Perché abbiamo scelto questi due? Perché quando ci si rende conto che il mondo del lavoro è diventato una scala da cui si continua a scendere, perché è una scala che va solo in discesa, la salita l'hanno chiusa e c'è solo quella che va in discesa. C'è un momento in cui devi provare a dire fermo, metto lo stop, impedisco che si possa continuare ad andare. E come lo fai? Non puoi che farlo partendo dalla condizione ultima, cioè da quelli che sono nella maggiore difficoltà, da quelli che sono più lontani dallo standard che tu ti immagineresti dovrebbe essere un rapporto di lavoro. I voucher e gli appalti sono quella cosa lì, sono il lavoratore nell'incertezza perenne e privo di interlocutore, perché quando noi diciamo bisogna reintrodurre la responsabilità solidale, diciamo a quel lavoratore che è perennemente incerto, a cui tante volte manco gli pagano le retribuzioni e i contributi, gli vogliamo dare a un certo punto un interlocutore? O pensiamo che ops, è successo, non gli hanno pagato le retribuzioni e i contributi e pace d'amen, ci vedremo un'altra volta. Anche perché bisognerebbe rimettere ogni tanto sui piedi giusti le cose, perché siccome conosciamo tutti quelli che si lamentano negli altri campi sul fatto che la responsabilità solidale è un onere burocratico, è un vincolo, gli dura tanto tempo, però noi vorremmo fare una domanda: perché queste imprese che poi spesso scappano e ricompaiono con un altro nome, quando scappano non ci sono le retribuzioni e i contributi dei lavoratori, ma il lavoro consegnato c'è, il lavoro fatto c'è? Allora perché si può scappare dalla retribuzione e dai contributi ma invece non si scappa dal lavoro? Perché quel lavoro avrebbero tutti gli strumenti giuridici per intervenire, per farselo valorizzare se non fosse stato fatto. E allora perché il lavoratore deve essere in una condizione differente per cui per lui non c'è il luogo a cui rivolgersi se non vengono pagati i contributi? E quel lavoro che è stato svolto per il committente, non è che è stato svolto per un'opera di carità, e quindi noi siamo sempre nella condizione
condizione per cui è data la certezza della possibilità di guadagnare e di fare profitto sull'attività, non è mai data la certezza che venga corrisposto il giusto ai lavoratori e alle lavoratrici. Ma siamo, come dire, ai fondamenti basilari. Non è che siamo dentro una sofisticata necessità di definire che cos'è la contrattazione e i rapporti di lavoro. No, siamo al proprio punto più basso possibile. Se io ho una prestazione corrisponde a una retribuzione e quella retribuzione deve essermi riconosciuta anche se tu scappi, perché sappiamo bene che ricompari dal posto di fianco e ricominci esattamente a farlo. Credo serva anche a dire che non è mica obbligatorio e giusto che tutto venga esternalizzato e si traduca e si moltiplichi negli appalti. Cominciare a metterci delle regole e dei vincoli è anche un modo per ridurre la perenne proliferazione degli appalti, che sempre di più non ha delle giustificazioni dal punto di vista dei cicli produttivi, delle cose che vuoi fare, ma è da un lato un modo per scaricare la responsabilità e dall'altro è un modo per frantumare e rendere anche irriconoscibile l'attività che c'è. Questo vale anche per la pubblica amministrazione. E l'altro tema è il voucher. Guardate, il voucher assomiglia drammaticamente e tristemente alle chiamate in piazza, al salario di piazza che c'è per i lavoratori braccianti e per gli edili. È la versione, come dire, digitalizzata, tracciabile, fatta con un percorso elettronico di quello che veniva fatto dai caporali sulle piazze. Cioè non è un rapporto di lavoro che riconosce la dignità delle persone, ma è una cosa che se voglio ti do, il giorno dopo non ti do, che ti costringe a stare sempre ed esclusivamente in un rapporto di ricattabilità e mi spiace per i teorizzatori che avrebbero risolto i problemi del nero, è stato una gigantesca copertura di una crescita del lavoro sommerso, anche in zone in cui il lavoro sommerso non aveva quelle dimensioni. Come si può pretendere che funzioni una cosa così? Gli appassionati delle statistiche potrebbero provare a fare la statistica di come, a seconda delle zone, della quantità di voucher che ci sono stati, in realtà ci sono state trasformazioni da lavoro stabile a lavoro a voucher, che già chiamarlo precario è una fatica, perché manca anche quella, come dire, precarietà di rapporto. Si può fare in tutte le zone turistiche, l'abbiamo appena sentito, ma lo si può fare nella pubblica amministrazione, lo si può fare in quella che dovrebbe essere una delle grandi ricchezze del nostro paese, i cosiddetti beni culturali. Quando dopo qualche cortese sollecito, fatto molto diplomaticamente, l'INPS ha finalmente deciso di cominciare a dare qualche dato dei grandi utilizzatori dei voucher, uno scopre che tra i grandi utilizzatori dei voucher ci sono le grandi orchestre sinfoniche di questo paese, ci sono i musei, ci sono le fondazioni culturali, cioè i luoghi che dovrebbero produrre l'attrattività e la qualità del nostro paese. Ebbene, lì si lavora mediamente con i voucher. Tralascio pure anche che sono enti pubblici. Tralascio pure anche questo. Mi domando che relazione c'è tra la qualità del luogo, la qualità del messaggio che dovrebbe dare, la possibilità che quello sia un punto di sviluppo del nostro paese e il fatto che poi tu hai come rapporti di lavoro i voucher, cioè delle persone a cui non darai mai gli strumenti per essere in grado di fare quel loro lavoro positivamente. Vorrei anche dire, si sta facendo un'operazione di svalutazione di tutto il lavoro, perché se il messaggio che tu dai è che qualunque lavoro può essere sostituito dal fatto che tu lo fai con i voucher, stai dicendo che tutto il lavoro è lavoro dequalificato, che in qualunque momento te lo puoi inventare, te lo puoi cambiare e lo puoi rovesciare il giorno dopo. Si chiama però competizione al ribasso, in un mondo in cui invece ci stanno dicendo esattamente l'opposto, cioè che bisognerebbe avere una straordinaria preparazione, una grande quantità di investimenti e guardare a una logica del futuro. Però tutto questo, che sono le ragioni per cui abbiamo scelto, partiamo dall'argine che dobbiamo mettere perché dobbiamo ricostruire una salita del mondo del lavoro, va di fianco a una cosa che ci diciamo tanto e pratichiamo ancora troppo poco.
e cioè va di fianco al fatto che noi dobbiamo fare una contrattazione che si propone il tema dell'inclusione e dell'unità del mondo del lavoro in cui siamo. Noi non possiamo più avere le vertenze che guardano a quelli che sono stabili e non si accorgono di ciò che c'è intorno a loro nello stesso luogo. O noi ci diamo un vero e rapido salto di qualità o rischiamo di proporre noi due vie, un luogo che è la contrattazione e un luogo che è il tentativo legislativo per il resto del mondo. Invece le due cose vanno insieme. Noi non abbiamo mai pensato alla legge come una cosa che aveva solo come relazione il Parlamento. Certo, quello è il luogo che lo deve discutere, è una proposta di legge, siamo contenti che verrà incardinata nei prossimi giorni, ma bisogna sostenerla quella legge. Il primo modo in cui sostieni una grande legge sul lavoro è quello che la contrattazione dia lo stesso segno delle cose che tu rivendichi per legge. Così abbiamo ottenuto lo Statuto dei lavoratori. Se non ci fossero state quella straordinaria stagione di accordi e di rivendicazione, noi non avremmo ottenuto quella che abbiamo giustamente definito la democrazia dentro i luoghi di lavoro. Noi dobbiamo rifare un'operazione analoga che accompagna la contrattazione insieme al sostenere la legge, ma siccome sapevamo che eravamo in una condizione in cui la frantumazione del mondo del lavoro era molto più avanti di quel che non fosse stata in altre epoche. Proprio per questo abbiamo detto ci mettiamo anche i referendum all'argine, cioè ci dotiamo anche di una cosa che cominci a sparigliare davvero le carte. E guardate che il primo risultato di questa cosa è che tutti stanno discutendo di questo, il che non la dice benissimo sullo stato del nostro paese, ma l'idea che ci siano i referendum fa discutere un paese che magari se ne è guardato bene di discutere quando milioni di persone attraversavano le piazze per protestare rispetto a delle leggi che erano ingiuste. Non so se sia un segno positivo dei tempi, ma il dato è questo qui. Il primo risultato della lunga raccolta che noi abbiamo fatto nel 2016, prima del consenso dei nostri iscritti e delle nostre iscritte e poi della firma dei lavoratori e delle lavoratrici e dei pensionati, quelle che abbiamo raccolto dentro i luoghi di lavoro e le tante che abbiamo raccolto fuori dai luoghi di lavoro nelle piazze, l'effetto di quello è stato che tutti hanno scoperto, ops, il paese vorrebbe discutere di lavoro. Hanno dovuto ingranare una marcia perché erano un po' disabituati a parlare di lavoro. Diciamo che non sentiamo grandi competenze in giro nel parlare di lavoro. Ogni tanto dicono delle cose che sono assolutamente prive di senso, ma sono tutti costretti a parlare del lavoro. E allora noi dobbiamo stare in questa finestra, che è una finestra che per fortuna straordinariamente si è aperta e che si è aperta perché l'abbiamo aperta noi con la nostra iniziativa e con il nostro lavoro, che è quello che si ricomincia a parlare di lavoro. È la cosa che siamo andati l'altro giorno, il 22, di redazione in redazione per tutta l'Italia, parlando con redattori televisori e lavoratori di quei settori, a dire bisogna ricominciare a dire che cos'è il lavoro. Non solo per sbattere il mostro in prima pagina, in parte sì, perché ahimè abbiamo un mondo del lavoro che nella sua frantumazione, nella sua disarticolazione produce delle diseguaglianze insopportabili. Guardate le prime pagine dei giornali di oggi, sono piene di una storia che molti hanno cercato di evitare di vedere in faccia, che noi abbiamo denunciato per lungo tempo. Abbiamo ancora lo schiavismo nel nostro paese, si chiama esattamente le modalità con cui si esercitano i caporali e non si esercitano solo nel mezzogiorno, in cui si esercitano in quel settore i caporali in giro per tutta Italia. Abbiamo quindi anche bisogno di dire che c'è anche quel pezzo lì, ma abbiamo anche bisogno di dire che con delle regole diverse, con una condizione positiva, noi siamo un paese che ha straordinarie potenzialità, ma bisogna invertire la rotta. Perché ci hanno raccontato per tutti i mesi che avevamo alle spalle che le nostre potenzialità sarebbero venute fuori comprimendo il lavoro. Sono 20 anni che ce lo raccontano. Meno rigidità, la flessibilità, il costo del lavoro è troppo alto. Se noi diminuiamo tutto questo, vedrete che il paese sarà straordinario. Tiriamo un bilancio? Il bilancio è 15 anni di mancati investimenti, di innovazione che non si produce nel sistema. Il bilancio è che il nostro tasso di occupazione continua a essere il più basso rispetto ai paesi industrializzati. Il nostro dato è che abbiamo la disoccupazione giovanile più alta di tutta Europa. Il nostro dato è che abbiamo un progressivo scadimento della qualità del lavoro perché non c'è più investimento, non ci sono più le forme. Noi vorremmo fare l'altra Italia, quella che invece investe sulla qualità, investe sulla prospettiva e costruisce le capacità che ci sono. Per questo i referendum e la legge stanno insieme, ma stanno insieme a una politica di contrattazione e di inclusione, cioè noi dobbiamo metterci quotidianamente quel pezzettino in più che evita che si aprano le fratture dentro il mondo del lavoro, perché di fratture ne abbiamo infinite.
e dobbiamo anche metterci un tasso di radicalità in più. Io credo che noi dobbiamo dire quotidianamente che bisogna tornare a indignarsi per le cose che succedono nel mondo del lavoro. E vorremmo poterci indignare e vorremmo provare a indignarci non solo quando dobbiamo piangere con lacrime amare l'ennesimo morto sui luoghi di lavoro, che è la nostra croce e la nostra tragedia, che purtroppo ogni volta ci dà il senso, come dire, drammatico dell'impotenza, dell'essere di nuovo di fronte, ogni volta ci fa ripensare a quante cose possiamo ricostruire, anche lì, anche in termini di contrattazione e di vigilanza, ma nello stesso tempo ci fa urlare perché si potevano evitare tutte le morti che abbiamo visto percorrere i luoghi di lavoro. Ma non è solo quella l'occasione dell'indignazione. E forse avremmo meno occasioni di piangere le persone che ci lasciano sui luoghi di lavoro se riuscissimo a ricostruire nel Paese la capacità di indignarsi. Non nostra, lo sappiamo bene, siamo dentro quelle lotte, dentro quell'iniziativa, ma costruire nel Paese. Cancellare quella frase che ci sentiamo dire in un mucchio di occasioni: e vabbè, ma almeno così qualche soldo lo porta a casa, e vabbè, ma almeno così un lavoro ce l'ha, e vabbè, ma almeno così quell'azienda lì può sopravvivere, se no ci avrebbe. È quella logica lì, del meno peggio e dell'accontentarsi. Col meno peggio e con l'accontentarsi la scala è quella che continua a scendere. Peraltro il meno peggio e l'accontentarsi che vale solo per noi, perché poi quando c'è da distribuire delle risorse fiscali vanno a quelli che comunque hanno di più e che hanno la diminuzione fiscale, perché poi nessuno fa i ragionamenti sui profitti e vorrei dire nessuno si impegna seriamente a dire che mentre diminuivano i redditi da lavoro e da pensione contemporaneamente il divario tra le retribuzioni dei lavoratori e quello delle direzioni, degli amministratori delegati e dei manager passava da 1 a 500. Vorremmo ricordare che quando questo Paese è diventato un grande Paese industriale, anche nelle grandissime imprese, la distanza era mediamente 1 a 20. Oggi è 1 a 500, con la differenza che allora crescevamo e oggi scendiamo dalla scala. Forse non ci sono questi straordinari risultati e vorremmo dire che noi non ne possiamo più e per questo c'è bisogno di indignarsi, perché ogni tanto scopriamo che gli appalti al massimo ribasso non sono solo figli di una legislazione sbagliata, ma sono anche figli del fatto che c'è una normale erogazione dei premi ai dirigenti che se risparmiano sul budget loro hanno più soldi. Peccato che quando fanno quell'operazione lì e la fanno al massimo ribasso, la fanno sugli orari, la salute e i salari di quei lavoratori. E allora forse tutti quelli che anche qui ci hanno spiegato la modernità fatta di premi legati ai risultati, dove il risultato è il risparmio sui budget, noi siamo per dargli il premio fisso. Non siamo per togliergli dei soldi, siamo per darglielo fisso però, in modo che non agiscano sulle condizioni di altri lavoratori per peggiorarle, per avere un maggiore guadagno. Ma poi potremmo anche definire delle scale parametrali, come dire, un po' più degne di questa situazione. Allora, come vedete, non è che non si possano fare delle cose. E la campagna dei 2 sì, con l'entusiasmo con cui l'hanno raccontato prima i compagni e le compagne e con la frase finale che ho sentito di Elena, perché purtroppo c'era vento, pioveva, cioè gli aerei sono arrivati in ritardo, chiedo scusa, ma con la frase finale che aveva Elena, quella del dobbiamo sapere emozionarci, che è esattamente l'altra faccia del bisogno che il Paese si indigni ancora sulle questioni di lavoro. Perché il Paese si indigni, abbia anche coscienza e nozione delle cose che succedono, che troppo spesso rimangono note tra pochi e non diventano delle cose che sono conosciute a tutti, esattamente noi abbiamo bisogno di emozionarsi ancora e quindi di uscire dalla rassegnazione, dalla depressione, del vabbè, vediamo, speriamo che passi la nottata. Perché speriamo che passi la nottata non ci porta da nessuna parte, perché la nottata dentro la quale siamo è la nottata della lunga crisi
e quella lunga crisi in cui abbiamo fatto un lavoro straordinario per difendere le situazioni, le produzioni, le aziende, per difendere l'occupazione, non è finita e non finisce se il Paese non fa un salto di qualità, perché è finita per il resto dei paesi che abbiamo intorno a noi e non finisce per noi, perché noi abbiamo sceso troppo quella scala di diminuzione della qualità del lavoro e della qualità della domanda del Paese. E allora bisogna reagire anche tra di noi a quella rassegnazione, a quell'idea che in fondo dobbiamo aspettare ancora un po', dobbiamo vedere che cosa succederà, perché nel frattempo che noi proviamo a vedere che cosa succederà, le cose vanno avanti e i legami nel mondo del lavoro si frantumano definitivamente. Provate a ricordarvi com'era, non 40 anni fa, non nel 1970 quando si approvava lo Statuto, ma com'era 10-15 anni fa. Quanti più legami e quale relazione c'era e che cosa c'è oggi. E quante sono le modalità con cui si è intervenuti a frantumare quel mondo del lavoro. Ci veniva ricordato il rapporto padri e figli o nonni-nipoti, che poi è sempre il tema della differenza generazionale, ma noi siamo stati attraversati da altre profondissime rotture. E in questa terra lo sapete bene. Che cos'è nord-sud, che cos'è italiani migranti, che cos'è l'idea di essere nel lavoro industriale o nei nuovi lavori, che cos'è l'idea di essere uomini o donne. E tutte queste differenze si sono incuneate come delle distanze che però, se sono viste dalle singole persone, siccome rappresentano quella distanza tra il mio star peggio e vedere un altro che sta meglio, diventano non la critica all'opposizione rispetto a chi dà il lavoro, all'amministrazione, a come funzionano o non funzionano i contratti. No, diventa il punto di ostilità con quello che c'hai di fianco a te. Diventa quella cosa che anche qui ci veniva raccontato. Essere un lavoratore con i diritti viene considerato un privilegio, cioè la normalità, ciò che potrebbe rendere possibile rivedere un futuro, uno sviluppo del nostro Paese, viene in tante occasioni considerata la normalità. Ma non solo da chi, essendo debole, guarda in chi è più forte come una condizione differente dalla sua. Io ho sentito usare il termine privilegio in tante occasioni, dai governanti che spiegavano che avere l'articolo 18 era un privilegio, cioè essere nelle condizioni di cittadino libero dentro un luogo di lavoro era considerato un privilegio. Tant'è che hanno provato a cancellarlo e in parte hanno fatto danni consistenti dai quali dovremo risalire e ricostruire condizioni differenti. Però provate a immaginarvi, se noi accettiamo questa idea, che in fondo dove c'hai la condizione normale, quella che ci hanno insegnato fin da piccoli, che quando tu hai un rapporto di lavoro c'hai una retribuzione, un orario, un riconoscimento della tua professionalità, stiamo parlando delle cose base, prima ancora di parlare della previdenza integrativa, della sanità integrativa, dei premi di produzione, no, quella cosa che determina un rapporto di lavoro. Tu mi assumi, io faccio una certa prestazione, ricevo un certo salario e lo ricevo in base al fatto che ho una professionalità che mi viene riconosciuta. Quella cosa lì non è più considerata la normalità, è il punto di riferimento. E viene considerata e agita differentemente nei singoli luoghi di lavoro. Noi possiamo non avere almeno la capacità di dire ricostruiamo dove agiamo contrattualmente quella condizione. Alziamo anche noi lo sguardo. Perché averlo fatto rispetto a tutto il Paese, io credo che debba essere anche la scommessa che noi facciamo nella nostra attività quotidiana. E abbiamo bisogno di fare un salto, perché la solidarietà è sempre stata ampia, non è certo la solidarietà che ci manca, almeno tra noi. In tutto il Paese è un po' più complicata, come dire, ma almeno nel mondo del sindacato, nel mondo del lavoro, nel mondo delle relazioni dirette non è la solidarietà che ci manca, è il punto di unità e di identità che ci manca.
è l'idea che la mia condizione è uguale a quella di un altro e non è una condizione in rivalità con un altro. È quel punto di identità, ma è esattamente giocando su quel punto di identità che il tema puramente quantitativo è diventato un tema di dignità delle persone. Perché faccio questo ragionamento? Perché voi sentirete nelle prossime ore, nell'attesa che, visto che siamo al 28° giorno, il governo decida la data e la decida possibilmente in fretta, così siamo in grado di liberare tutte le potenzialità della nostra campagna elettorale, ma nell'attesa che decido ci sono quelli che si stanno esercitando nel dire ma troveremo la soluzione legislativa. E io so bene che poi tutti cominciano a dire ma potrebbe essere questa, quella, eccetera, eccetera. Intanto vorrei che nessuno si facesse particolari illusioni. Per trovare una soluzione legislativa deve essere una legge e approvata dal Parlamento. Quindi c'è, diciamo così, un po' di lavoro che mi pare non si sia affatto determinato e che i tempi non siano esattamente quelli che ci si può immaginare, visto che la legge prevede una finestra per il voto che sta tra il 15 aprile e il 15 giugno. Ma c'è una parte di mondo che pensa che bisogna sempre essere ottimisti, che le cose si possono fare, lo siamo anche noi, diciamo si può, e quindi assolutamente sì. Ecco, vorremmo ricordargli una piccola cosa. Il tema non è che 3,9% di voucher in più è un aumento contenuto e quindi che proviamo a diminuirli ancora un po' e poi facciamo finta di niente, perché se è così non avete proprio capito il senso di questo referendum. Il tema è il lavoro occasionale che esiste, è di singole attività, non in un rapporto di lavoro con un'azienda, va regolato per figure e quantità e deve essere un rapporto di lavoro. Noi non vogliamo più forme che non prevedano il fatto che c'è un rapporto di lavoro, perché nel momento in cui il rapporto di lavoro non c'è, nel momento in cui il rapporto di lavoro non c'è, inizia esattamente ciò che abbiamo vissuto. Perché noi ce la ricordiamo tutta la storia dei voucher, non è che siamo improvvisamente arrivati ieri. Ci ricordavamo quando litigavamo se la vendemmia voleva dire anche le raccolte o era solo la vendemmia. Ci ricordiamo quando abbiamo discusso se erano solo i pensionati o se erano anche gli studenti e i disoccupati, ce le ricordiamo tutte. E ci ricordiamo anche quanti pochi erano all'inizio e quando sono esplosi. E siccome qualcuno prova a dire è tutta storia d'altri, io non voglio fare un ragionamento sulle composizioni parlamentari e i voti delle singole leggi. Faccio un banale ragionamento. Guardatevi la curva. Esplodono nel 2014. Ed esplodono esattamente perché non ci sono delle norme differenti, ma perché il 2014 è l'anno in cui riparte la campagna del bisogna flessibilizzare il lavoro, bisogna smetterla di avere il lavoro stabile, bisogna smetterla con le rigidità, viva viva le forme flessibili. E il messaggio è stato inequivoco. È stato il messaggio: si può licenziare da una parte e bisogna essere flessibili dalle altre. E le aziende li hanno presi in parola. Un minuto dopo hanno cominciato a immaginare che si potevano licenziare i delegati e un altro minuto dopo hanno cominciato a immaginare che delle attività produttive potevano venire sostituite da lavoratori con i voucher o da lavoratrici con i voucher. E allora il tema è i messaggi che si danno. E siccome vale per loro, vale anche per noi qual è il messaggio che si dà. Come noi non vogliamo un lavoro purché sia, non vogliamo soluzioni purché sia. Vogliamo delle soluzioni che siano nette e siano quelle che riportano il fatto che la dignità del lavoro permette che ci sia un rapporto, deve permettere che ci sia un rapporto paritario tra il lavoratore e chi gli dà il lavoro. Se può essere solo una modalità ricattatoria, noi di dignità non ne avremo, perché per carità incontreremo anche tanti galantuomini, ma basterà quello che galantuomo non è per dimostrare che tu hai leso la dignità di quei lavoratori e gli hai tolto la prospettiva. Le norme non si fanno immaginando che saranno tutti buoni, le norme si fanno immaginando che non ci possano essere i cattivi, ed è esattamente questo il senso della costruzione dei 2 referendum e della Carta dei diritti universali. Ma per farlo dobbiamo fare un'altra cosa, insieme alla contrattazione inclusiva. Dobbiamo ricostruire un po' di fiducia, perché tutti parlano di fiducia.
è una delle parole credo più utilizzate soprattutto nell'ambito della discussione politica e della prospettiva per il Paese. Poi ci si accorge che tra quel dibattito sulla fiducia e le reazioni delle persone invece c'è un grande abisso, perché c'è la totale insicurezza della stagione, ci sono le paure e le preoccupazioni, sono tante, ci sono tante ragioni anche per averle, alcune comprensibili, magari su alcune non siamo d'accordo, però che lo stato d'animo medio sia uno stato d'animo di chi tende a richiudersi sempre di più, anche perché tanto si parla di muri, si parla di protezionismo, si parla di confini da chiudere, tutte cose che determinano un atteggiamento che è quello della paura e del ritrarsi. Nella paura e nel ritrarsi è difficile aver voglia di cambiare, perché si teme che il cambiamento possa essere qualcosa che rovina. È per questo che noi dobbiamo costruire una fiducia. E dobbiamo costruire la fiducia sulla base di una cosa che noi possiamo spendere, che è la nostra storia, che è la storia del mondo del lavoro, delle organizzazioni sindacali, e che è la storia del fatto che grandi cambiamenti questi paesi li ha sempre vissuti quando li ha fatti insieme al mondo del lavoro e a partire dal mondo del lavoro. Li ha fatti insieme al mondo del lavoro quando ha allargato e generalizzato l'obbligo di istruzione e sono nate le prime forme di industrializzazione significativa che poi hanno fatto il tessuto industriale. Le ha fatte quando ha cambiato la condizione di lavoro di tante persone con lo statuto dei lavoratori, ma le ha fatte negli anni successivi, quando ha determinato il fatto che era il lavoro il punto di partenza e di avanzamento. Ovviamente quando dico il lavoro intendo anche gli investimenti, la qualità dell'innovazione, non intendo solo ciò che è fatto dai lavoratori e dalle lavoratrici, ma le grandi innovazioni, i grandi cambiamenti, i grandi rilanci, come dimostrano le aziende che vanno bene in questo Paese, è fatto dalla contrattazione, dal rapporto con i lavoratori e le lavoratrici, non è dato dall'essere contro e in contrapposizione. E allora spendiamo questa cosa per dire che ce l'abbiamo fatta in tante occasioni, perché non è che questo Paese ha sempre vissuto sogni d'oro, perché ogni tanto quando guardiamo indietro ci ricordiamo un mondo fin troppo bello rispetto a quello che veramente è. In realtà è un Paese che ne ha passate tante, di difficoltà ne ha avute tante, e si è sempre tirato fuori nel riscatto innanzitutto del mondo del lavoro. E allora credo che la strada della fiducia sia esattamente questa, quella non di raccontare, che è semplice. Di telenarrazioni ne abbiamo avute a basta in questo periodo, e penso che se riproponessimo quella modalità non avremmo grandissimi risultati, almeno così mi è parso a dicembre, che non dia un grandissimo risultato raccontare che il mondo è bello, luminoso e scintillante. Non bisogna raccontare il mondo luminoso e scintillante, bisogna raccontare il mondo per quello che è. Ma esattamente perché raccontiamo il mondo per quello che è, gli possiamo dire che a partire da noi, dalle cose che facciamo, dalle cose che proponiamo, dal rappresentare il lavoro, noi quel mondo possiamo cambiarlo e possiamo determinare una condizione differente. E insieme dargli l'urgenza di questo cambiamento, perché l'alternativa di fronte alla quale siamo non è l'alternativa del resta tutto fermo, come ci dimostrano i numeri, a partire da quelli dei voucher e a quelli degli appalti. Se diciamo stiamo qui e aspettiamo che passi il tempo, la scala continua a scendere e le persone che scendono da quella scala diventano sempre di più. E allora noi, nel dire che dobbiamo mettere un argine e impedire che le persone continuino a scendere per la scala, diciamo anche che riprendere verso l'alto quella scala significa avere una prospettiva di cambiamento. E lo possiamo fare non col bisogno di inventarsi grandi discorsi, ma con quella straordinaria capacità che, se vogliamo, abbiamo, che abbiamo dimostrato anche questa mattina, che basta raccontare la nostra storia quotidiana, quello che ognuno di noi nei propri luoghi di lavoro vive, vede, quello per cui ha lottato e ottenuto risultati e quello che vede di fianco di persone che invece hanno bisogno che si diano delle svolte, dei risultati che diano risposte anche a loro. Facciamo una grande operazione verità. Raccontiamo cos'è il lavoro e i problemi che incontra. Raccontiamo di cosa ha bisogno il lavoro per ricostruire la prospettiva di tutta un'altra Italia. Ed è in ragione di questo che giustamente tutti stamattina hanno chiuso dicendo al lavoro e alla lotta, ma anche a caccia di voti. Grazie. Libera al lavoro con 2 sì, tutta un'altra Italia. Grazie a tutti, buona giornata e appunto al lavoro, alla lotta e al porta a porta a questo punto. Grazie a tutti.